oltre a quella porta. Vedi, lui mica lo sa, e anche a dirmelo non ti ascolta. Gli piace urlare e giudicare, decidere già che cosa sei. Ti chiama goccia e tu sei mare, e gioca a 1 contro 6. Ma se solo ti avvicini e se ascolti sentirai che qui c'è un cuore ed è tutto quello che ho. Non è molto, forse niente, ma è una casa qui per te. Perché tutta quella gente, quando è notte, poi dov'è? E allora ascolta questo suono impercettibile, rumore che fa casino più di un tuono. Dormi stanotte sul mio cuore, ma se solo ti avvicini e se ascolti almeno un po', c'è un cuore ed è tutto quello che ho. Ma se solo ti avvicini e se ascolti almeno un po', sentirai che qui c'è ed è tutto quello che ho, ed è tutto quello che ho, ed è tutto quello che ho. Io devo ringraziare il cantautore Pablo Perissinotto per questa bellissima canzone, con questo bellissimo video, Dormi stanotte sul mio cuore. Ringrazio anche il regista Andrea Basso, che è riuscito a scegliere una delle tante canzoni che aveva e ci aveva dato Pablo Perissinotto, perché è un video bellissimo, importantissimo, ci fa capire l'emozione dell'abbraccio, ecco, emozionarsi, rivedersi, ritoccarsi. Guardate, è proprio bellissimo veramente. Saluto anche Larry Pizzo, il sindaco di Sarmede, che è collegato con noi. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei carissima e a tutti i suoi telespettatori, grazie per l'invito. Ha visto che bello il video, sindaco? Un bellissimo video che racconta storie di vita, momenti di incontro e di partenza, quindi un po' quello che è la nostra vita. Senta sindaco, come si è alzato questa mattina dopo le elezioni di ieri in Sardegna? Voi sindaci, lei è il secondo mandato Lega, ecco, cosa ci vuole dire?
Ma per noi cambia poco perché diciamo che il ruolo che rivestiamo è quello di puro amministratore, quindi ogni giorno dobbiamo far fronte ai problemi della nostra gente. È vero, si dà uno sguardo anche a livello più alto, nazionale, però noi abbiamo la testa bassa su quello che dobbiamo affrontare giorno per giorno. Tanto per dirne una, da oggi siamo in stato d'allarme, codice rosso per il rischio idrogeologico e Infatti arancione vedo la idraulico, divisa, sindaco, che ha indossato questa mattina. e quindi affrontiamo giorno per giorno. Allora, io direi adesso di iniziare anche con un saluto a Stefano Geller. Ieri ci sono stati questo funerale, questo uomo che si è battuto per una comunità, per una società più civile. Ecco, andiamo a vedere, vediamo il servizio, poi lo commentiamo col sindaco Larry Pizzol. È stata la musica di Madonna, cantante che Stefano Geller adorava, ad accogliere la bara del 51enne morto giovedì scorso, dopo una vita trascorsa a portare avanti la battaglia sul fine vita. Nella chiesa di San Giuseppe di Cassola, dove Stefano viveva, affrontando una malattia che lo debilitava giorno dopo giorno nel fisico, ma non nel cuore e nella mente, per l'ultimo saluto c'erano i compagni e le compagne della sua lotta per i diritti, il rispetto del prossimo, la dignità. C'erano le persone che lo avevano conosciuto e appoggiato. C'erano i tanti amici, le tante amiche, a cominciare dal vescovo emerito di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, che ha officiato la cerimonia. A partire da quella decisione è iniziata anche la mia amicizia con Stefano. I nostri incontri, il nostro dialogo, improntato sempre sul rispetto reciproco, lo voglio sottolineare, sul senso della vita c'era una grande consonanza. Era il mio migliore amico, da sempre. E adesso porterò avanti la battaglia a modo mio. Lottava per la libertà, è stato detto da più voci. Stefano, io che l'ho conosciuto, era prigioniero del suo corpo, ma ha vissuto liberamente, ma soprattutto ha vissuto per la libertà altrui, e questo gli fa onore. Se ne va fisicamente, ma non se ne va il suo ricordo, la sua opera e tutto quello che è stato. Stefano Geller è stato un leader con l'associazione Luca Coscioni delle battaglie per i diritti delle persone con disabilità, per l'accessibilità delle spiagge, per l'assistenza sessuale, ha sfilato al Gay Pride. Era un uomo per il quale la libertà era a 360 gradi, si è speso con tutta la sua forza. La sua scomparsa lascia un enorme vuoto in chiunque gli voleva bene, ma lascia anche una grande forza, una grande carica, un grande amore per questa vita. Faceva molte guerre, battaglie, infatti dicevo che era il mio guerriero, infatti. Come ci fosse ancora, ecco, anche oggi sicuramente sarebbe stato contento di tutta questa gente, perché lui piaceva tanto stare in compagnia. Ciao Stefano, da tutti noi salutiamo anche questa sorella che ha la stessa malattia di Stefano, purtroppo, che stanno combattendo delle battaglie impossibili, incredibili, nonostante questa gravità che hanno nel loro corpo, però la mente è lucida. Ecco, forse dovremmo anche dare più spazio a queste persone, proprio la politica dovrebbe ascoltarle di più, se non altro per prendere anche degli indirizzi più etici, nel vero senso della parola. Stiamo parlando della vita umana. Cosa ne pensa Sindaco Pizzol di questo servizio? Sì, allora diciamo che sia il Presidente Zaia ma tutti gli intervistati hanno parlato di una persona di un grande coraggio sicuramente, di una persona che lottava perché fosse garantita la libertà di pensiero e di azione a ciascuno di noi. È chiaro che qui entriamo in un ambito che è strettamente intimo, se vogliamo, e dall'altra parte che riguarda l'etica. Io penso che persone come lui, che hanno combattuto fino alla fine con una mente lucida, pur prive nel corpo di poter fare tutto quello che vogliono e anzi soggetta a una grande sofferenza quotidiana, abbiano il diritto di scegliere sostanzialmente. E quello che a noi manca qui in Italia è proprio
una normativa che dovrebbe concedere la libertà di scelta, secondo me, e ognuno di noi dovrebbe impegnarsi fin tanto che è in grado di scegliere, di decidere, di esprimere le proprie volontà. Io credo intimamente che la vita vada tutelata fino alla fine, cioè ci si aggrappa a qualunque cosa, perché appunto la vita è una volta che è persa definitivamente, e quindi dobbiamo far sì che in una norma che io spero arrivi al più breve tempo possibile entri questa tematica di libertà, che era quella che portava avanti appunto Stefano. Io mi associo al dolore di tutti i familiari, della sorella in particolare, che, come dicevi tu Mirella, ha sostanzialmente la stessa malattia, e auguro che possa affrontare con coraggio la sfida che gli aspetta. È chiaro che questo è un tema che può toccare ciascuno di noi, coloro che amiamo, i nostri amici, perché purtroppo vediamo giorno per giorno che le cose possono cambiare da un momento all'altro. Penso anche agli incidenti stradali che modificano l'esistenza di una persona in modo irreversibile senza che uno se l'aspetti, e lì ci troviamo di fronte poi a dei problemi grandi. È chiaro, parlando in questo caso da persona in primis, ma da amministratore, che ciascuno di noi deve fare il massimo possibile per garantire pari dignità di vita anche alle persone che si trovano in determinate condizioni di sofferenza e disabilità. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno a tutti. Questa mattina ti sentiamo bene. Oggi era doveroso cominciare con Stefano Geller, un uomo, va bene, che ha fatto di tutto per star bene, perché noi volevamo dire, era per la vita, però c'era uno che andava in cerca che facesse una legge perché uno potesse decidere di togliere, perché quello che non c'era vivo, in che maniera non c'era viva. È un grande solo per questo, e dopo adesso parlargliene. Innanzitutto, finché c'è uno solo a terra che lo va conosciuto, resterà sempre nel nostro cuore, Stefano, perché è una persona, non si può dire più, abbiamo già detto tutto. In conseguenza, speriamo che faccia qualcosa, si vuole onorarlo, che faccia qualcosa per sua sorella, che dà una mano a sua sorella che ha la stessa malattia, perché questi sono i problemi. Geller è un esempio di forza, di voler vivere, e ne ha insegnato come si ha da vivere, va bene? E basta, perché abbiamo già detto tutto, se no bisogneria, non c'è più parole. E dopo, in quanto che riguarda la votazione, su 100 che aveva il diritto di votare, ce n'è 50, ormai la politica è fatta ridere, perché chi ha vinto va bene, ma 50%, 50 non ce n'hai. Bisogna che risolvere il problema che la gente non va a votare, perché i politici, non i sindaci che può avere succube della politica, perché mi può aiutare come se volevo la povera gente, va bene? Ma chi che comanda, che via al Senato, chi fa delle leggi giuste per la povera gente, non per il ponte di Messina che non avremo neanche in marciapiede, ma siamo da vergognarci. Dire che passa il ponte Salini, con skate sui, che sta facendo 20.000 euro all'anno, va bene, è tutto pagato, poi si muove, ma cosa ne mi cerca? Quando che si può dare a farlo se lo passa, ma adesso tante robe da fare, da mettere posto, quanta gente che si casa che non si muove perché non ha l'ascensore e si incarrozzea. Quello è un problema, non il ponte di Messina. Cara Mirella, buona giornata a te e al sindaco. Grazie Rinaldo. Grazie, in effetti, sindaco, bisogna dire che siete molto preoccupati anche per quello che può accadere oggi, visto la fragilità del territorio che abbiamo
non è da stare di sicuro allegri, perché poi voi siete in prima linea, dovete dare risposte, ma se la coperta è corta, anche perché se i soldi del PNRR sono destinati a altri progetti, è dura poi rimettere in piedi questo territorio che sta veramente franando, crollando, l'uomo lo sta autodistruggendo perché non interviene su quello che dovrebbe essere la priorità, che è la fragilità del territorio, quasi pochissimo. Prego Sindaco. Sì, concordo con te Mirella. Noi dobbiamo investire e fare una politica pianificatoria e seria per quello che riguarda la difesa del suolo e la lotta contro il dissesto idrogeologico. Io posso dirti una cosa, non mi sono fossilizzato solo sui fondi PNRR, ci sono altri bandi ministeriali e regionali che durante gli ultimi 2 anni sono stati emanati. Io ho partecipato a quasi tutti quanti, qualcuno mi è andato anche bene e posso dirti che ho portato a casa, e spero che le opere possano essere adesso calate sul suolo a breve, più di 1 milione di euro proprio per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico. È chiaro che a monte di tutto bisogna conoscere bene il territorio, sapere quali sono i punti critici, deboli che possono determinare instabilità e insicurezza rispetto ai nostri concittadini, e lì bisogna intervenire. La coperta è corta, questo è vero, ma io credo che il ruolo di amministratore sia quello di individuare le priorità e le necessità e focalizzare quel poco che ha per lavorare su quelle. Tanto è vero che lei è riuscito a portare Sarmede nel mondo, Sindaco, lo dico io, tanto è vero che in una precedente ospitata le avevo detto che veniamo ad abitare a Sarmede perché lei è riuscito a fare quello che tanti amministratori e tanti politici non hanno fatto. Pensate, Sarmede nel mondo, e poi vi racconteremo. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio. Pronto? Sì, Mirella, buongiorno. Ciao. E buongiorno anche all'ospite, buongiorno. Buongiorno. Ecco, la coperta è corta, bene. Intanto per iniziare ci vanno via 8 o 9 miliardi per l'acquisto di Leopard dalla Germania. Praticamente vengono tagliati spese sociali per noi, ospedali qui e là, però per le armi ci sono i miliardi per le armi. E in secondo luogo la Meloni, la nostra votata, che abbiamo votato, che praticamente non ha fatto niente di quello che diceva che doveva fare. Addirittura non ho ancora capito quell'accordo che ha fatto con Kiev per la sicurezza reciproca Italia-Ucraina. Non ho ancora capito cos'è questa sicurezza reciproca. Addirittura Zelensky si è lamentato con l'Italia perché nel nostro paese ci sono molti filorussi e stanno facendo un elenco dei filorussi e praticamente, ma io dico una cosa, ma dobbiamo sempre subire questo personaggio qua noi altri, ma dobbiamo sempre sottostare alle esigenze di questa persona qua. Io mi domando, ma ti diamo i soldi, ti diamo gli armamenti, addirittura ti chiedi di eliminare i filorussi che abbiamo in Italia. Ma che paese è questo qua? Mi domando, ma c'è qualcuno che può rispondere a queste domande qua? Non lo so, ma per quale motivo che noi stiamo, non lo so, ditemi voi perché non lo so. Buongiorno e grazie. Grazie a te Antonio, sentiamo come commenta il sindaco Pizzo la telefonata di Antonio, prego. Ma qui entriamo in una dinamica che ormai va avanti da 2 anni, perché sostanzialmente questo è il tempo della durata della guerra in Ucraina, e io credo che ogni pretesto poi sia buono da una parte e dall'altra per attaccare gli altri in un modo o in un altro. Abbiamo visto che la guerra non ci sta portando da nessuna parte, stiamo vedendo che le sanzioni che a livello di Unione Europea insieme agli Stati Uniti sono state applicate al popolo russo comunque ha determinato un problema per noi anziché per loro, tanto è vero che loro
anche da un punto di vista economico stanno crescendo, mentre noi stiamo continuando a pagare costi altissimi per l'energia. Questo anche a causa di scelte fatte in passato che forse non erano propriamente corrette, nel senso che non dovevamo solo focalizzare la nostra ricerca su un unico soggetto, ma dovevamo diversificarla. Ma vabbè, questo fa parte ormai della storia e non si può tornare indietro. Però quello che sto dicendo ora non vuole essere retorica. Il rispetto per ogni popolo va dato in qualsiasi momento, anche perché non credo che le volontà che Putin sta portando avanti rappresentino quello che i russi intendono e hanno nel cuore, tanto è vero che vediamo che ci sono proteste anche lì e chi protesta purtroppo viene represso, viene anche imprigionato, e quindi credo che nell'animo dei russi ci sia la volontà di arrivare a una conclusione di questo conflitto, però la conclusione non potrà sicuramente avvenire con la sconfitta dell'uno e dell'altro, perché stiamo perdendo tutti quanti come popoli. Qui abbiamo Sebastiano D'Abano, sindaco, se no mi cade la linea. Vai Sebastiano. Sì. Buongiorno signora Mirella, a lei e al signor sindaco. Buongiorno. Niente, buongiorno. Buongiorno. Ieri io ho visto il telegiornale e purtroppo ho visto una notizia brutta di una persona anziana picchiata da un ragazzo a coppe di pietra per fargli una rapina. Io dico, invece di mandare le armi all'Ucraina, che a me dell'Ucraina non me ne frega niente, per me l'Ucraina ci può fare quello che vuole, deve essere l'Ucraina che si difende da sole, e armi basta, armi non voglio più, che i miei soldi vanno alle armi. Le armi basta, abbiamo già dato, ora si mettono d'accordo, perché tu finché gli dai armi la guerra continuerà, invece quando armi non ce n'è più, uno dei due si deve abbassare i pantaloni, quella è la realtà, se no andiamo sempre avanti. Poi io dico, invece di mandare soldi per le armi, ma perché non costruiamo carceri qua in Italia in un modo che tutti questi delinquenti non vanno a fare male a una persona anziana, la prende a coppe di pietre in testa, l'ha sfigurato. Io dico a questa persona qua, che cosa gli farei? Questo trattamento, cioè deve finire, io so di parere, occhio per occhio, perché c'è un vigliacco, avrà sui 30 anni questa persona qua, vai a picchiare un anziano che ti potrebbe venire padre o nonno, ma stiamo dando i numeri, ma in quale società stiamo andando a finire? In quale società? Lo Stato non ci protegge più, perché i politici hanno la loro scotta, i giudici hanno la loro scotta, e noi cittadini dobbiamo uscire con la paura. Cioè io ho paura, per fortuna fino adesso ho 46 anni, sono bello grande e grosso e mi so difendere, ma quando sarò vecchio mi saprò difendere? Anche no, e noi facciamo quello, bisogna fare veramente una bella ripulita di tutti questi malviventi, se no siamo complici, se noi non combattiamo contro questi delinquenti siamo complici quanto loro purtroppo, e una persona anziana non deve essere picchiato, o anziana o anche giovane. La ringrazio e mi scusi per lo sfogo, buongiorno. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Sebastiano, prego sindaco Pizzol. Il tema della sicurezza purtroppo è un tema che sta coinvolgendo tutti i territori, anche quelli in cui non si pensava che non sarebbe mai accaduto nulla. È chiaro che qui dobbiamo intervenire, secondo me, su due ordini di grandezza. Il primo, il nostro governo dovrebbe incrementare quelle che sono gli stipendi degli agenti di polizia, quindi delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, in primis. E in secondo luogo abbiamo bisogno di un numero maggiore di agenti che siano anche per strada. Però scusi sindaco Pizzo, io ieri ho avuto l'avvocato Capraro, assieme anche al presidente della UGL nazionale, i quali hanno detto che noi abbiamo il più grande numero di forze dell'ordine in Europa, il più grande numero di forze dell'ordine in Europa. Ma se iniziamo a mettere a tantissimi politici le scorte, che oltretutto su una giornata
cambiano, perciò al posto di 4 diventano 8 o anche 12 conforme la giornata, perché li accompagnano fino all'ultimo a casa. Noi non andiamo da nessuna parte, bisogna vedere anche il sistema delle scorte. Questi agenti vanno messi nel territorio, ma per proteggere chi? Non sono già abbastanza protetti. Allora tutti noi avremo bisogno di una scorta se pensiamo che dietro l'angolo di avere un nemico. Capisce che non tornano più i conti. Noi abbiamo i numeri, ma se li impieghiamo, come dice lei, senza buon senso, per capire veramente dove c'è l'emergenza, oppure questo esercito che abbiamo, se visto che non c'è la guerra, vogliamo impiegarlo nella sicurezza, ma come il cittadino con le tasse che paga deve fare anche il controllo di vicinato se vuole essere sicuro? Ma ci rendiamo conto a che livelli stiamo arrivando? Sindaco, prego. No, ma infatti è quello che dicevo in premessa, cioè noi abbiamo bisogno che gli agenti, le forze dell'ordine siano in strada. Le riporto un esempio qua del mio territorio. È inconcepibile che ci siano 2 volanti, 2 pattuglie in orario notturno che coprono un territorio che va da Vittorio Veneto a Valdobbiadene. E questo proprio perché bisogna, secondo me, ottimizzare le risorse di cui si dispone e investire su di loro, e oltretutto un altro problema credo importante sia quello anche di lavorare da un punto di vista normativo affinché loro non abbiano la paura poi di agire, perché l'altra faccia della medaglia è proprio questa, nel senso che devono stare attenti a come si comportano, a quello che fanno, perché poi rischiano di passare da tutori della legge, delle norme, da chi invece le infrange, e quindi bisogna anche mettersi nei panni. Dopodiché è una questione di razionalizzare, come in tutte le cose, ciò che si ha per dare e avere il risultato migliore. È chiaro che parliamo anche tanto di videosorveglianza, no? E di incrementare i sistemi all'interno dei territori per monitorarli. Però queste servono una volta che il fatto è già avvenuto. Noi invece dobbiamo lavorare in prevenzione, che è l'aspetto più fondamentale. E l'altro elemento da non sottovalutare secondo me è quello culturale, nel senso che noi dobbiamo lavorare fin con le giovani età dando questi sani principi, perché probabilmente saranno loro che riusciranno poi a cambiare questa società. Speriamo bene. Intanto saluto anche Simone Denardi, chef gelatiere, eccolo qua, guardate che bello anche questo giovane questa mattina. Poi vi spiegheremo perché è qui e cosa fa, ma adesso diamo la parola, grazie veramente. Grazie, Simone, buongiorno. Grazie, a Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro. Grazie, ciao Mirella, a tutti quanti. Allora, poco fa con lo smartphone Go Digitale su Wikipedia, la Radetzky March. Quando si uscì videata, ho fatto scorrere un attimo il video e finché si arriva alle 2 striscette orizzontali che propone la sonata, no? Perché c'è la striscetta piccola e sembra suonare la marcia di Radetzky, ma non suonare dalla filarmonica di Vienna con gli archi e via parlando, ma dalla banda militare austriaca, la Radetzky March vera e propria. Allora, mi so quasi antimilitarista, che manca poco, però poco can. Se le leggi in Italia permette, cioè è capitato a Bologna, pare 2 settimane fa, che un ragazzo, una persona, che ha violentato una ragazza. Il giudice l'ha lasciato qua libero perché non è stato colto in flagranza. Cioè, voglio dire, noi potremmo avere anche 2 milioni di forze dell'ordine, ma se le leggi consentono ai magistrati di mettere fuori per un cavillo, se le raccomandazioni che viene da è di non mettere la gente in carcere perché non abbiamo carcere e via parlando, cioè se tutte quante le leggi e le persone delle istituzioni fa sì che la gente che commette i reati, che si comporta male, che rompe le scatole in 1000 modi, è sempre per strada, è inutile avere 2 milioni, 3 milioni via parlando di forze dell'ordine. Che deve essere una legislazione anche semplice, anche asciutta, ma applicata dalla A alla Z. E questo non lo potrà mai fare la struttura burocratica e istituzionale dell'Italia, perché non è capace, non lo vuole. Qua, come ho già detto 2 settimane fa, che vuoi una rivoluzione
culturale della gente, del popolo, dei cittadini in quanto tali, per il loro orgoglio, per creare una situazione politica e istituzionale in Parlamento, nel governo, ma dappertutto, che veramente venga fatto che le leggi devono essere semplici, chiare e precise, e chi sbaglia va in carcere. E allora ti puoi anche avere meno forza dell'ordine, perché se tra virgolette porcherie che fa che si manda lì va in carcere, non commette più reati. Io non so uno che vuole persone in carcere, io voglio vivere tranquillo per strada. Se in strada siamo tutti tranquilli, stiamo ben tutti, non che voglio neanche il carabiniere per strada, ma se la realtà delle cose è questa, non è altra strada, bisogna che la gente si metta in una cultura sul tipo marcia tedeschi, ma suonata a banda militare. Ciao Mirella. Abbiamo sentito anche Vladimiro da Rovigo, poi commenteremo la telefonata. Adesso andiamo a vedere chi è Simone Denardi, questo gelatiere, questo chef gelatiere. Andiamo a vedere il servizio. È bello anche farci coinvolgere da notizie positive e da giovani che si danno da fare con la propria passione a creare qualcosa di bello e portare avanti un'attività nel nostro territorio. Sono Simone, ho 30 anni e sono gelatiere dal 2017. Ho aperto la mia prima gelateria nel 2020 a Solighetto e la seconda apertura 2022 qui a Conegliano. Mi alzo presto alla mattina, vengo qui 5:30, 6, si inizia già a fare le pesate per andare a pastorizzare, mantecare, si fanno tutte le produzioni, per esempio pasta di pistacchio, si tostano i pistacchi, c'è anche da andare dal fruttivendolo per scegliere le materie prime migliori. Tutti i prodotti che arrivano da un'agricoltura a lotta integrata, quindi senza pesticidi, senza fitofarmaci. Il prodotto che ne esce è un prodotto comunque salutare, gustoso, equilibrato al palato e con un finale piacevole, ecco. Sono gelatiere ora, ma esco dalle scuole come perito meccanico e poi quasi forse per caso mi è nata l'idea di provare la pasticceria, è nata un po' quasi una scintilla, diciamo, ecco. E ho frequentato la scuola di pasticceria all'Alma a Parma, dove rettore era il gran maestro Gualtiero Marchesi. Dopodiché lì ho conosciuto il gelato, ho intrapreso gli studi e ho continuato gli studi nell'ambito. Ho un bimbo di 1 anno e 8 mesi, ho una compagna e per cui siamo comunque tutti giovani e riusciamo in qualche modo a far diventare una giornata di 24 ore, a farla diventare anche di 28 se serve. Ci diamo tutti una mano e ho dei dipendenti che a loro volta danno una mano a me. Io cerco di fare l'imprenditore perché nella mia idea di gelateria è anche al di fuori, quindi uno stand, creare delle cose nuove fa parte del mio essere. Io ho avuto l'idea, ho quasi rischiato, sono stato aiutato, sono stato consigliato. Bisogna dare il massimo, il 100% e farsi comunque aiutare. In questa occasione anche ricordiamo l'importanza della fiera del gelato di Longarone, del gelato artigianale. L'Italia è famosa, ma il Veneto ancora di più per la qualità del proprio gelato e quindi tanta gente ha voglia di crescere e frequentando questa fiera sicuramente trova attrezzature, trova maestri, trova tutta una serie di situazioni che ti permettono di alzare il tuo livello di qualità e di crescere sempre di più in questo mestiere. Allora, intanto complimenti Simone per questo bellissimo video che abbiamo visto, che fa capire l'importanza dei giovani sia in politica ma anche nelle scelte di vita, perché la tua è una scelta di vita abbinata alla passione, però una passione che tu hai coltivato assieme però a uno studio, a una manualità, perché come avete sentito lui era perito meccanico, però è manualità, ti insegnano. Ecco, la passione da dove viene? Quando arriva questa passione di fare il gelatiere e poi di diventare chef che ti ha premiato gelatiere? Beh, la passione viene dal fatto che non senti il peso del lavoro, non senti il peso delle ore passate lavorando, diciamo. Io quando arrivo a casa che chiudo la serranda molte volte penso al giorno dopo, alla sera arrivo, sistemo delle ricette, mi concentro, creo sempre qualcosa
in ogni momento della giornata. Penso sempre, perché questa è la mia passione che mi sono scelto, che sta maturando pian pianino, mi sto appassionando sempre di più. Non è stata una rivelazione, diciamo che è stata una scelta che ho portato avanti, un investimento anche di studi, e a un certo punto, con anche un po' di maturità d'età, mi sono detto non è che posso tanto avere idee campate per aria. Adesso è arrivato il momento di scegliere e di portare avanti e di prendersi la responsabilità della scelta. E quindi pian pianino, studiando, poi grazie alla scuola mi è stata trasmessa anche la passione anche della qualità del servizio, del servizio a una clientela, per cui tutte queste cose sono fondamentali e mi hanno permesso appunto di appassionarmi. Senti Simone, quello che io noto che poi se avete anche dei giovani che vi rappresentano politicamente, indipendentemente della classe politica che appartengono, ma mettiamo qualsiasi giovane che ti è vicino, che ti supporta. Quanto è importante per voi anche avere un punto di riferimento anche politico che vi può supportare? Beh, sicuramente è importante perché si ha un contatto diretto, si ha un linguaggio diretto, si ha un modo di interloquire che è appunto diretto, più comprensibile anche tante volte. Per cui io diciamo che con l'apertura della prima gelateria a Solighetto sono stato aiutato dalle istituzioni, ho partecipato a un bando regionale per i giovani imprenditori, e adesso sì, anche con Tommaso Razzolini, che ho avuto il piacere di conoscere anche nella sua escalation politica, diciamo, mi sta aiutando, mi sta dando qualche dritta sull'uscita di nuovi bandi, perché è importante essere... Non si può sapere tutto, o lavori o ti dedichi a queste cose. Allora, quello che ha fatto il sindaco Pizzo, Larry Pizzo, quando io vi ho detto, vi ricordate, ecco, andiamo tutti a Sarmede, perché lui, pensate, questo piccolo paese è riuscito a portarlo nel mondo, perché ha creduto alle potenzialità che aveva all'interno del paese, o sbaglio, sindaco Pizzol? Sì, ma non solo io per onestà intellettuale, ma anche tutti coloro che mi hanno preceduto, nel senso che da 41 anni qui a Sarmede c'è la mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia. Vediamo anche le immagini di Sarmede, intanto che il sindaco Pizzol parla. Prego, sindaco. Sarmede appunto è diventato un punto di riferimento internazionale oramai per quello che riguarda l'editoria rivolta ai bambini, e questo è grazie al frutto di una collaborazione intensa tra le istituzioni e la Fondazione Zabrel, fondazione che appunto prende il nome dall'artista che ha fatto partire sostanzialmente questo evento culturale ormai che da 41 anni va avanti, un artista che era profugo dalla Repubblica Ceca e che si è innamorato del nostro paese e che qui ha fatto sì che si sviluppasse sotto un punto di vista culturale questo ambito specifico rivolto proprio ai bambini. Noi abbiamo chiuso da pochi giorni la 41esima edizione, anche quest'anno contiamo più di 12.000 bambini che l'hanno vista da novembre a febbraio, questo è un dato provvisorio. E appunto sabato appena trascorso ero a Monza con la Fondazione Zabrel, perché abbiamo portato la mostra lì, perché inizia adesso ad essere itinerante all'interno del confine nazionale ma anche quello europeo. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio! Ciao. Ciao, un saluto a tutti i tuoi ospiti e volevo rivolgere una domanda al sindaco. Lei ha dotato i suoi agenti di polizia municipale del Taser, non so se la legge glielo consente. Io volevo fare una considerazione, questo famoso Taser, di cui è tanti anni che parlano, dovrebbe essere in dotazione sia alla polizia municipale, sia alla polizia di Stato, sia ai carabinieri, dovrebbero sempre averlo con loro. Io tempo fa ho chiesto a 2 poliziotti che erano davanti al municipio e erano lì per rispondere a domande dei cittadini. E ho chiesto loro, ma
questo famoso taser voi lo adoperate? Ma ha detto guardi, purtroppo sono le leggi che non ce lo consentono. Forse verrà in seguito, ci doteranno di questo taser, e io gli ho detto vabbè, capisco, voi obbedite alle leggi, ma questo taser dovrebbe essere in dotazione a tutte le forze di polizia, carabinieri compresi, e anche quelli di agenti della polizia municipale. Grazie, e volevo sentire dal sindaco una risposta. Grazie. Subito Livio, però subito dopo la pubblicità. E siamo con Leri Pizzo, sindaco di Sarmede, e Simone Denardi, chef gelatiere. Allora, sindaco, come commenta e come risponde al nostro Livio? Lei e i suoi agenti della Polizia Municipale sono dotati di taser? Allora, partiamo dal presupposto che io ho un solo agente di polizia locale e è già una fortuna averlo per comuni piccoli come i nostri. E come diceva prima il signore, manca una normativa nazionale che disciplini l'utilizzo del taser all'interno delle forze dell'ordine e pertanto noi ancora non abbiamo dotato il nostro agente di uno strumento simile. Oltretutto credo che ci siano anche dei problemi normativi legati anche al numero di persone che devono fare pattuglia, tanto è vero che io l'attività di polizia non posso delegarla per quello che è di competenza al nostro vigile, perché appunto essendo solo non può neanche rischiare e compromettere la propria sicurezza. Allora, invece a Simone Denardi, siccome ieri avevo una tua collega, Simone, pasticcera, giovane, che anche lei ha intrapreso questa attività, perciò è diventata titolare, quando abbiamo parlato di rapporti di lavoro prima di diventare imprenditrice, è stata dura specialmente con un certo tipo di persone, di titolari, quelli più anziani che non ci davano spazio, non si fidavano di noi, questo era anche umiliante, mentre mi sono trovata molto bene con dei titolari giovani, dove ci lasciavano anche sbagliare, credevano in noi. Ecco, questo rapporto, ecco, dipendente titolare, che adesso voi siete titolari, però dovete ricordarvi del passato con i vostri dipendenti per non sbagliare anche voi. Ecco, com'è la situazione dal tuo punto di vista? Beh, nel mio piccolo diciamo che io cerco di creare un clima sereno, cerco di dare spazio e voce anche ai miei collaboratori. Cerco appunto di creare una squadra, un team, tutti allo stesso piano. Sei padre padrone in gelateria? No, assolutamente no, anche perché c'è bisogno appunto di un clima sereno. Quando il cliente entra e vede dei sorrisi, vede delle battute, dei volti sereni, è anche un momento conviviale, diciamo, si crea quell'intimità che mentre si mangia la pallina, la coppetta, e si crea la battuta e il cliente esce sereno con il sorriso. Tu diciamo. mi dicevi prima, intanto durante la pausa, che anche emotivamente era umiliante, anche psicologicamente, ecco, si vivevano male queste giornate facendo un lavoro che magari ti impegnavi anche al massimo, e poi c'era questo titolare che non vi premiava, nel senso, delle volte basta anche una parola, una battuta, dare spazio. Ma perché secondo te sono, non tutti, ma noi dobbiamo parlare di quelli che non girano, cioè è invidia, paura che qualcuno ti prenda il suo posto, ti copi? Cos'è secondo te che in questo famoso territorio di campanili, di campanilismo, si fa fatica ad andare avanti in tutti i settori? Ma secondo me è mancanza di umiltà e voglia di prevaricare sull'altro, e mancata collaborazione, non voglia di collaborare con colleghi, ad esempio. Io sono stato dipendente anch'io e mi sento di essere stato anche trattato male psicologicamente, per cui mi sono quasi ricreduto sulla persona che ero. Per cui ho capito che così non era il modo di trattare un eventuale team di dipendenti, e quindi è quello che non sto facendo, e sicuramente funziona di più rispetto che a quello che ho passato. Senti Simone, si dice che i giovani non hanno la voglia di lavorare, soprattutto il fine settimana, ecco, che vorrebbero tutto subito. Tu come vedi questi giovani?
I tempi sono cambiati, i tempi sicuramente sono cambiati, è cambiata la cultura del lavoro, per cui purtroppo bisogna adattarsi, bisogna dare un'offerta diversa. Io cerco di creare contratti con poche ore, quindi uno lavora un po' meno, però alla giornata gestita in modo diverso. Per quello che riguarda il mio settore. Cerchi di venire incontro al dipendente, insomma. Per forza, perché io senza i dipendenti sono finito, nel senso l'attività si è un po' sviluppata con 2 punti vendita e io ho bisogno di personale. Allora, anche perché il giovane d'oggi, e qua mi rivolgo anche al sindaco Pizzo, sì lavorare ma anche vivere, anche respirare, dico io, perché non sono più i giovani di una volta, ecco, non sono cresciuti in un ambiente dove l'unica alternativa e anche svago era il lavoro. Una volta era il lavoro, era anche uno svago perché non c'era niente. Il giovane è cambiato o sbaglio, sindaco? Come li vede lei questi giovani? Poi lei vive anche su un posto di creativi, perché bisogna anche dirlo, ma io sono convinta che in tutti i paesi, città, territori ci sono i creativi, basta andarli a cercare e lasciarli, sì, e lasciarli anche sbagliare a volte, ma sono dei creativi, io ci credo tanto nei giovani. Prego, sindaco. Guarda Mirella, io concordo con quello che ha appena detto adesso Simone Denardi, è cambiata la cultura del lavoro. Noi qua in Veneto, poi in particolar modo, vivevamo per lavorare e quindi partivamo da questo input. Ti porto un esempio, guarda, parlavo proprio una quindicina di giorni fa con un ragazzo qua del mio comune e sostanzialmente lui cosa fa? Lui lavora 3-4 mesi, sostanzialmente percepisce quello che gli serve per poi fare dei viaggi, quindi dopo si ferma, parte per i viaggi che deve fare, rientra, rilavora 3-4 mesi e va avanti così. Quindi il lavoro nasce come un momento in cui avere poi delle risorse economiche per soddisfare dei propri bisogni, dei propri sogni. Non è più una cultura che è incentrata sul posto, diciamo, fisso, che mi dia garanzia poi nell'arco temporale di vita di poter avere un'entrata sicura e poi arrivare a una pensione, se ci arriveremo, qui il punto di domanda, ma il lavoro è diventato proprio come elemento per soddisfare dei bisogni anche nell'immediato e noi dovremmo, secondo me, da un punto di vista organizzativo contrattuale iniziare anche a cambiare forma mentis e inquadrare questa evoluzione in modo corretto, proprio per andare incontro ai giovani, perché sono sicuro, e anzi ne ho anche le prove, che i giovani comunque hanno voglia di lavorare, hanno voglia di poter dare espressione alle proprie passioni. Allora andiamo adesso a Padova, andiamo a vedere questa manifestazione Manganellate alla sera, poi la commentiamo sia col sindaco Pizzo che con Simone Denardi. Andiamo a vedere. Viviamo in un paese che si scandalizza per uno stop al genocidio, che dovrebbe essere invece una frase condivisibile. Viviamo in un paese che risponde alle richieste di pace con la violenza. Quasi 500 persone si sono ritrovate davanti a Palazzo Moroni a Padova, dove è stata alta l'adesione alla manifestazione degli studenti organizzata dopo i fatti di Pisa, dove centinaia di ragazzi sono stati caricati e decine di loro feriti durante gli scontri con la polizia in occasione di un corteo per chiedere lo stop al genocidio del popolo palestinese. In queste ore online il mondo della scuola padovano si sta mobilitando e oltre 1000 insegnanti hanno già sottoscritto un appello in solidarietà agli studenti feriti a Pisa. La mobilitazione padovana è stata organizzata da Unione degli Studenti Universitari di Padova, Verona e Venezia e della Rete degli Studenti Medi di Padova. Non resteremo in silenzio di fronte a uno Stato che ci censura, manganella gli studenti giustificando il sangue. Venerdì a Pisa 18 studenti, tra cui molti minorenni, sono rimasti feriti dopo che le forze dell'ordine hanno caricato un corteo pacifico che chiedeva il cessate il fuoco in Palestina. Le manganellate rappresentano un fallimento in primis perché reprimere il dissenso con la violenza è sbagliato, soprattutto se vengono represse piazze dove si sta chiedendo la pace. Non erano piazze dove si stava cercando uno scontro, dove si stava aizzando l'odio,
ma piazze dove c'era una richiesta di pace e di solidarietà a un popolo, che è il popolo palestinese. Durante la manifestazione sono state anche ricordate le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è intervenuto sui fatti di Pisa dicendo: i manganelli contro i ragazzi esprimono un fallimento, parole sottoscritte anche dagli insegnanti padovani e dagli esponenti del PD cittadino che ieri sera erano in piazza a Padova con gli studenti. Come amministrazione devo dire che noi ci rivediamo perfettamente fino all'ultima virgola nelle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che come sempre rappresenta una guida incredibile per indicare la via maestra della Costituzione. Il punto è che le opinioni dissenzienti, la pluralità di opinione nel nostro Paese non può mai essere taciuta e men che meno essere colpita con la violenza. Come ha detto il Presidente Mattarella, le istituzioni hanno fallito, però io da queste piazze, a prescindere dalle opinioni che vediamo, da questa partecipazione vedo invece un risorgere dei valori costituzionali. Allora, Sindaco Pizzol, questi ragazzi, questo ragazzo in particolare che ha parlato adesso, vede nell'istituzione, nel capo dello Stato, una persona di buon senso, ecco, una persona al quale fare riferimento. Questo è importante, poi volevo sentire anche cosa ne pensa De Nardi proprio come uomo, come ragazzo. Ecco, è importante l'istituzione in certe situazioni. Prego, Sindaco. Sì, noi non dobbiamo mai perdere dei punti di riferimento che sono fondamentali per la vita insieme di un popolo. E quello che ha detto il Capo dello Stato anch'io lo condivido, e non dobbiamo mettere in discussione, diciamo, quelli che sono i valori che dovrebbero essere garantiti a ciascun cittadino che appartiene all'Italia democratica. E adesso chiaramente per quello che è accaduto a Pisa so che sono state avviate delle indagini che andranno ad appurare quello che è realmente accaduto, partendo dal presupposto che le manifestazioni devono essere sempre e comunque garantite, e questo fortunatamente in Italia a me sembra sia comunque ancora oggi garantito. E in più aggiungo che dovrebbe essere compito delle forze dell'ordine essere lì per presidiare e garantire che queste manifestazioni possano avvenire in totale sicurezza e che ciascuno possa esprimere il proprio pensiero, che sia in dissenso o allineato col governo di turno. Sentiamo anche cosa ne pensa Simone De Nardi. Ecco, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, è già passata l'ora. Prego, Simone. Io sono pienamente d'accordo con il Sindaco Pizzol. E penso che comunque il tema della manifestazione sia un tema molto grande, molto ampio, per cui è inutile scontrarsi uno con l'altro, che adesso ci stiamo tirando la guerra in casa, nel senso tra i manifestanti pacifici e la polizia. Il tema è molto più ampio e io credo che non sia questo il modo per creare il messaggio e per lanciare un messaggio di pace, ecco. Sentiamo anche Maurizio da Padova. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora io vorrei rispondere al sindaco e naturalmente però bisogna capire com'è stata la situazione di Pisa. Allora, innanzitutto partiamo col dire che era un corteo non autorizzato, punto 1. Il blocco della polizia erano là perché naturalmente questi facinorosi, io li chiamo purtroppo facinorosi, ok? Praticamente un gruppo di persone che attaccano le forze dell'ordine. Io dico innanzitutto, apro una parentesi, giù le mani dalla polizia e dalle forze dell'ordine, punto 1. Punto 2, allora è giusto quello che ha detto il sindaco, che ogni persona ha il diritto di manifestare, certo, certissimo, io sono d'accordo, però bisogna anche capire che questo tipo di manifestazione lo vediamo tutti quanti i giorni anche sulle televisioni. Io non ho visto fino adesso delle manifestazioni pacifiche, ok? Anche perché ho visto che c'erano l'altro giorno quelli della Palestina che hanno messo, non so, hanno disegnato le facce degli attuali presidenti del governo con le mani onte di sangue. Cioè, secondo me questo è odio spregiudicato. Cioè, bisogna dirle le cose, signori.
ok? Bisogna dirlo perché ci sono tanti modi per manifestare, ok? Ecco, ma gli atti di Pisa non devono essere quelli per dire ma poverini, c'erano i minori, questo e quell'altro. Non dobbiamo coprirci su queste cose. La polizia è libera a fare il suo dovere. E poi un'altra cosa, Mirella, se mi consenti, io bacchetto il Presidente della Repubblica, ok? Perché lui se ne è uscito con una frase un po' ambigua che non doveva dire, per il mio punto di vista. Io con questo chiudo, saluto i tuoi ospiti, saluto anche te Mirella, augurandovi una buona giornata. Attendo risposte dal sindaco, grazie. Allora sentiamo come risponde il sindaco Larry Pizzol a Maurizio, prego. Allora, io parto sempre dal presupposto che la manifestazione deve essere comunque libera, ma chiaramente deve essere fatta nel rispetto poi degli altri, chiaramente. Io non devo essere in piazza a manifestare magari rompendo vetrine o arrecando danno a persone che magari in quel momento stanno passando o ancora di più fronteggiando, magari sfidando le forze dell'ordine. Ripeto, per quello che riguarda Pisa, so che ci sono delle indagini in corso, io non sono qui per difendere nessuna delle parti in questione. Ho premesso che le forze dell'ordine, delle quali ho la massima stima e fiducia, erano lì per garantire che la manifestazione potesse comunque svolgersi in sicurezza. Adesso saranno gli organi competenti e quindi la magistratura ad appurare i fatti come realmente sono andati. Dopodiché ci siano le colpe da una parte o dall'altra, da entrambe le parti, sarà la magistratura a definire, anche perché ci sono dei filmati che chiaramente noi non possiamo vedere, che potranno anche dare una mano per capire come sono andate le cose. Anche perché l'ha detto anche il ministro Piantedosi, ecco, sono rimasto allibito di certi atteggiamenti di quello che ho visto, che noi, come dice il sindaco Pizzo, non abbiamo visto, però c'è qualcosa che il manganello facile delle volte è un po' troppo facile, non di tutti ma di qualcuno, e questo è il grande problema, di qualcuno. Ecco, la violenza inaudita e non dovuta dovrebbe essere non fatta anche dagli agenti di polizia, perché se devi picchiare un ragazzo che non fa niente, non vedo perché lo devi picchiare, lo puoi fermare senza picchiarlo. È la storia della guerra, perché essere così feroci in certe situazioni se hai una persona che non sta facendo niente. Ecco, perciò io penso che è un po' da rivedere il sistema, ma l'hanno detto anche gli addetti ai lavori, adesso appunto ci sarà un'inchiesta, però bisogna anche capire che ci sono delle cose dovute e delle cose non dovute, anche perché siamo in democrazia al momento finalmente, e speriamo, dico io. Allora, un'altra cosa, sindaco Pizzo, cosa ci sarà prossimamente a Sarbede? Cosa ci racconta? Sta arrivando la primavera, speriamo, perché qua è inverno duro, altro che primavera, prego. Ma allora noi adesso stiamo lavorando per creare una mostra permanente qui alla Casa della Fantasia che mancava e che quindi sarà un valore aggiunto per tutto il nostro territorio. Quindi un'esposizione che raccoglie le opere di artisti famosi a partire dal fondatore Stefan Zavel e che dovremo inaugurare il 28 di giugno. Poi non so se ci sarò qua ancora io, ma comunque verrà inaugurata il 28 di giugno. Si ricandida, sindaco? Come Mirella, scusi? Ha voglia di proseguire il mandato? Allora, io ho dato la mia disponibilità a continuare partendo da due valutazioni. La prima, che è quella più importante, sostanzialmente il 2021 per me sono stati 2 anni, come penso per quasi tutti, di fermo, perché eravamo concentrati sul combattere la pandemia, il Covid, e quindi tutto si è rallentato. Il secondo motivo è che ho più di 4 milioni e mezzo di opere finanziate e che mi piacerebbe appunto vedere a terra, perché cambieranno un po' anche in meglio il voto del nostro comune, partendo appunto da quella, come dicevo prima, la lotta contro il dissesto idrogeologico, che vede più di 1 milione di euro investito solo in quell'ambito. E per queste ragioni, insomma, per quanto duro, difficile sia oggi sempre più fare il sindaco, quindi penso di parlare a nome di tutti quanti i miei colleghi, ho dato la disponibilità. Grazie, grazie sindaco Pizzolo. Abbiamo Franco da Padova, vai Franco.
Buona giornata a tutti. Ciao caro Franco, piacere sentirti. Ecco, faccio presente quanto segue. Poliziotti, l'ho appena visto alla televisione, rincorrevano ragazzi che scappavano e li martellavano chi segnate. Allora io sono figlio di un carabiniere e voglio bene alle forze dell'ordine perché io sono un galantuomo. Sono dalla parte dei carabinieri, della polizia, ma non sono certo dalla parte di quella polizia lì e di quella di Bolzaneto. Se il signore che parlava in maniera accalorata dicendo questo e quell'altro, se lui trova che sia giusto che si debba picchiare rincorrendo da tergo, da dietro, dei ragazzetti da 14, 15, 16 anni, dovrebbe un po' vergognarsi. Io la vedo così, Mirella, scusami. Grazie, abbiamo sentito anche la riflessione del nostro Franco, appunto se uno non sta facendo niente non è il caso di picchiarlo selvaggiamente, perché a quanto sembra da quello che si sente dire è anche successo questo. Poi vedremo, poi giustamente come dice il sindaco Pizzo c'è un'inchiesta in corso e vedremo cosa risulterà. Se qualcuno ha sbagliato pagherà, almeno la giustizia dovrebbe essere così, la giustizia è uguale per tutti, così è scritto nei tribunali. Allora Simone De Nardi invece nel futuro cosa vedi? Ecco, 2 pasticcerie, non c'è 2 senza 3, se c'è l'occasione bisogna buttarsi, hai detto sbaglierò, pagherò, però intanto mi butto e provo. Prego, vedi la filosofia di questi ragazzi giovani che non hanno paura di osare. Vai Simone. Niente, io cerco di seguire le occasioni perché ogni lasciata è persa, per cui si crea un'occasione, ci si ragiona e io almeno per come sono fatto cerco di approfittare, ecco. Ma insomma ho 30 anni per cui... È un bambino? Un bimbo che adesso ha 2 anni e 3 mesi circa. Perché Giusy ieri ha telefonato una telespettatrice dicendo ma voi avete la ragazza, hai il ragazzo, ha detto ma riuscite a trovare anche un po' di tempo per voi? Tu l'hai trovato, voi lo trovate, abbiamo sentito anche ieri, perciò Giusy stai tranquilla, sanno fare benissimo anche la loro vita privata, o sbaglio? Sì, ho scelto infatti di assumere anche una persona in più in modo da staccarmi un po' io dal lavoro, perché avendo il bimbo piccolo non posso perdermi questo periodo, questi anni migliori, perché è qui che si crea il rapporto, per cui non posso stare tutto il giorno, pur volendolo anche, ma non posso stare tutto il giorno in laboratorio. Ho voluto la bicicletta, adesso devo pedalare, vero Simone? Allora abbiamo Giulia da Venezia, vai Giulia! Ciao Mirella, buongiorno. Ciao carissima, come stai? Sì, bene Mirella, grazie. Bene. Grazie. Buongiorno a tutti e gli ospiti che hai là. Allora Mirella, faccio i complimenti al signor Franco che ha appena chiamato, perché ha detto delle parole sacrosante. A zero quello di prima del signor Franco, che ha detto quelle cavolate anche del presidente, il nostro caro presidente. Allora Mirella, quelli là non erano forze dell'ordine, sembravano fascisti con i manganelli. Guarda che li hanno ripresi da dietro, li hanno corso dietro, guarda che li hanno incastrati in una cancellata e nel muro e li bastonavano. C'era una ragazza che aveva tutta la testa insanguinata, hanno detto che gli hanno rotto il setto nasale, un taglio. Quindi i ragazzi là avranno subito un shock psicologico, ne avranno per settimane, hanno detto i feriti dei ragazzi. Ma allora Mirella, quelle sarebbero le forze dell'ordine, a picchiare i ragazzi inermi, non erano coperti, non avevano bastoni, non avevano niente, erano studenti. Faccio presente anche a quelli che si plaudono tanto, che hanno fatto bene, che questi ragazzi qua dovranno pagare il debito di quelli che stanno spendendo i soldi del PNR, che non sappiamo neanche dove li spendono, perché saranno loro che devono restituire, perché non sono tutti a gratis, devono anche rientrare col pagamento. E i nostri giovani, come quelli che hanno manifestato, che sono stati picchiati,
Sono da inchinarsi davanti e chiedere scusa, speriamo venga fatto luce, perché là hanno tolto i poliziotti, li hanno rincorsi, proprio avevano voglia con delle facce cattive di bastonarli. Grazie Mirella, scusami dello sfogo, ma ne potevo più di sentire certe telefonate contro quei giovani. Vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata, ciao. Ciao cara Giulia, un abbraccio, grazie anche a Giulia che ha chiamato, ognuno fa le proprie riflessioni come è giusto che sia, siamo in democrazia, ognuno può fare le valutazioni, la storia è storia e si vedrà come andrà a finire. Allora io ringrazio i miei ospiti, Simone Denardi, chef gelatiere, ringrazio anche il sindaco di Sarmede, Leri Pizzo, appunto sindaco di Sarmede, secondo mandato Lega, però ha detto do la mia disponibilità perché le cose che ho in cantiere sono tante e vorrei vederle realizzate. Mirella, Prego sindaco. Scusami, ti fermo, non sono Lega, la mia è una lista civica. Ah, ma centrodestra o centrosinistra? Centrodestra o centrosinistra? Una lista civica di centrodestra, ma non sono leghista. Centrodestra, allora, cambiamo la... Sindaco, come vede appunto il centrodestra in questo momento? Ecco, un po' più fragile dopo le elezioni della Sardegna oppure compatto? Secondo me c'è necessità di un bagno di umiltà. Credo che con questo abbia detto tutto quanto. Grazie, grazie sindaco Pizzo, veramente grazie, buona giornata, grazie anche a Simone Denardi, continua Simone, sempre dritta, barra dritta, ma anche il bambino che è giusto che veramente abbia il papà vicino, perché da piccoli veramente dai l'impronta della regola e del gioco che troveranno crescendo purtroppo, ed è un gioco molto pericoloso anche specialmente con i cellulari, mi raccomando. La tecnologia. Bravo, bravo Simone. Grazie, grazie, pubblicità. Siamo qui da Fabio e ci ha fatto vedere le sue magliette e tutte le sue opere d'arte che sta facendo. Mi chiamo Zulian Fabio, ho 30 anni e sono un artista da Preganziol. Mi piace dipingere personaggi, volti iconici o gesti leggendari di idoli miei o di altre persone e raffigurarli su vari supporti come tele, vinili o magliette anche. Le magliette sono riuscito a consegnarle a personaggi importanti come Baggio, Zanetti e Di Lorenzo. La maglia consegnata a Di Lorenzo c'era la festa scudetto organizzata per il capitano nel paese in cui è nato, a Lucca. E ho avuto la possibilità di consegnarla sul palco e verrà donata all'asta per la ricerca contro i tumori. La maglia di Baggio è stata una cosa fortemente voluta, volevo consegnargliela e siccome l'idea era piaciuta anche alla famiglia sono riuscito a arrivare davanti a casa sua insomma e consegnargliela. Fin da piccolo mi piaceva disegnare, inizialmente ovviamente i cartoni animati o mi piaceva fare le caricature anche per le lauree, poi il mio percorso artistico si è evoluto, ho provato, ho sperimentato cose nuove come i quadri, tele che non avevo mai fatto, fino ad arrivare alle magliette e ai vinili che dopo la consegna della maglia a Roberto Baggio sono stato contattato da un ente benefico, un sede a Lucca, che abbina diciamo lo sport alla beneficenza e quindi questa idea delle magliette con gli sportivi raffigurati è piaciuta ecco. È già arrivato a notevoli traguardi, insomma, a consegnare la propria maglietta con il disegno dei calciatori a figure importanti è sicuramente una grandissima soddisfazione. Dico di seguire le proprie passioni, di crederci ed è una cosa che fa bene perché insomma aiuta a distrarsi magari dalla classica vita. Per arrivare a determinati risultati insomma non avrei mai pensato in 3 anni di riuscire a consegnare magliette a gente così importante, quindi chissà magari in futuro quante altre occasioni o cose si presenteranno, basta coltivare e continuare insomma con le proprie passioni.
E salutiamo Fabio Zulian che è qui con noi, questo creativo, Buongiorno questo artista. Ciao Fabio, grazie dell'invito. Saluto anche Paolo Mares, primo mandato Lega da Castelcucco, sindaco di Castelcucco, eccolo qua. Buongiorno sindaco, come sta? Anche lei è protezione civile perché c'è fragilità del territorio, siamo in pericolo? Intanto buongiorno Mirella a te e a tutti i tuoi telespettatori, anche al giovane che hai lì in studio. Evidentemente tutti quanti siamo un po' allarmati rispetto a quello che sono le previsioni meteo, per cui evidentemente anche noi abbiamo allertato il COC, per cui chiaramente siamo un po' in uno stato di chi va là. Vediamo un po' come si evolve la situazione meteo. Allora sindaco, cosa dice di questi giovani? Ecco, questi giovani creativi, questi giovani che hanno voglia di osare, non è vero che non hanno voglia di lavorare, ce ne saranno, ma ce ne sono sempre stati, non è che il mondo sia così cambiato, però i creativi vanno supportati, aiutati anche come amministratori. Abbiamo sentito che hanno piacere di avere dei punti di riferimento che credono in loro e di essere anche supportati, perché per loro è molto importante. Prego Mares. Sì, in effetti i giovani rappresentano il nostro futuro, per cui è evidente che dobbiamo fidarci di loro e a volte purtroppo non riusciamo a essere così disposti e disponibili, diciamo, a lasciare un po' le redini del comando, perché molte volte diciamo che non abbiamo giovani disposti, diciamo, a sostituirci, però poi alla fin fine la cosa è su un altro livello, nel senso che purtroppo noi, e mi ci metto dentro anch'io, perché faccio politica da molti anni, ho cominciato a fare il sindaco nel 2002, per cui evidentemente magari lasciare un po' di più di spazio a loro effettivamente rappresenterebbe una ulteriore opportunità che l'Italia potrebbe dare a loro. Poi è anche vero che c'è questa moda, diciamo, che il giovane per forza di cose, per riuscire a crearsi diciamo, una possibilità di sviluppo professionale, non soltanto, deve per forza di cose andare all'estero. Credo che il giovane che hai lì in studio dimostri il contrario, che effettivamente ci possono essere delle opportunità anche in Italia. Chiaramente vanno valorizzati questi giovani, sì. Allora, adesso sentirete cosa invece ci racconta Fabio Zulian, perché quello che avete visto non è proprio solo il suo lavoro, lui ne ha due, perché lui fa anche cosa, Fabio? Come primo lavoro su una fabbrica di lampadari di lusso, ecco, sono verniciatore in quella fabbrica e nel tempo libero realizzo appunto quadri, magliette dipinte, soprattutto magliette adesso. Cioè tu riesci a conciliare i due lavori? Sì. Avete sentito? No, siccome ho appena detto che molti dicono i ragazzi d'oggi, i giovani d'oggi, no, ce ne sono di varie categorie. Ascolta Fabio, secondo te perché sta passando questo messaggio che io cerco veramente di fermare tutte le mattine, che i giovani non hanno voglia di fare niente, che non hanno che non vogliono fare sacrificio, che non hanno manualità, è d'aria questa storia che vivono col reddito di cittadinanza o quello che verrà. Io vedo che non è proprio così, anzi vedo io che la tocco con mano e li porto qui così li vedete anche voi. Riesco a capire invece che avete tanto voglia di fare, di osare, di provare, anche di sbagliare. Però dovete trovare anche una famiglia che vi supporta, un'amministrazione che vi supporta, perché avete tanti paletti quando vi mettete in gioco, non è così semplice. Certo, sì. Ecco, qual è stato il paletto che veramente vorresti chiedere alla politica di togliere? Ecco, quando tu hai iniziato questa attività, sia come lavoratore, ma anche come creativo, ecco, quali sono stati i paletti? E che vedi tuttora i paletti anche nel lavoro? Diciamo sulla parte riguardante l'arte, sicuramente finché non si fa qualcosa che va a toccare determinati personaggi magari importanti si viene poco calcolati, diciamo. Alla fine a tutti piace farsi belli quando insomma si arriva, ecco. E alla fine le opere sono le stesse che facevo poco tempo fa, quindi
bisogna essere bravi sicuramente a crearsi tutte queste cose, però magari dovrebbero cercare di spingere, vedendo insomma certi talenti, doni, dare più opportunità a loro, ecco, perché comunque... Senti Fabio, e soprattutto io vorrei parlare anche di queste morti sul lavoro, la sicurezza nel lavoro. Tu sei un operaio, sì, perciò sai di cosa parlo. Ecco, come vedi questa sicurezza nel lavoro? È una priorità che dovrebbero prendere in considerazione di più? Prego. Beh, sicuramente fa molto strano che al giorno d'oggi, con tutti i macchinari super controllati, ci siano dei incidenti e soprattutto morti sul lavoro. Sì, dovrebbero... Cioè, è inaccettabile che succeda in questi anni, e poi sta anche agli operai magari segnalare alcune cose, perché a volte si ha paura diciamo, di andare contro, sì, e quindi magari va sempre bene, ma quella volta che si è distratti purtroppo succedono queste cose, quindi meglio esporsi prima rischiando, insomma. Ascolta, come stipendi secondo te? È adeguato lo stipendio di un operaio alla vita attuale che abbiamo? Secondo me no, ci sono troppe spese al giorno d'oggi, è tutto costoso, ci vogliono soldi, gli stipendi a mio avviso sono bassi. Tanto è vero che tu ti sei creato anche un'altra attività, sì, per riuscire, ecco, ad avere quello che... Insomma, già uno che lavora dovrebbe vivere tranquillo e sereno, non dover rinunciare a tante cose, ecco. Perché anche qualcuno dice c'è una denatalità dovuta anche che è difficile mettere su famiglia, ecco, è impegnativo. Ecco, tu come la vedi? Quanti anni hai, Fabio? Io ne ho 30. Ecco, perciò dovresti già essere con figli grandi, quasi, perché una volta si iniziava ad avere figli a 16, 17, 18 anni, arrivavi a 30 anni che avevi già la pretora dei bambini. Come mai adesso? Secondo te cos'è? Vi fa paura? Avete paura di mettervi in gioco, nel senso che è troppo oneroso, troppo impegnativo, non avete un futuro roseo? Cos'è che vi impedisce? È una conseguenza, nel senso, comunque già per esempio acquistare casa è una grande spesa, poi comunque se si ha un bambino bisogna anche insomma mantenerlo, è una spesa in più, quindi è tutto collegato alla fine. Sentiamo come commenta, ecco, Paolo Mare, sindaco, ecco, questi ragazzi che avrebbero anche voglia, ma come avete sentito stipendi bassi, non ce la facciamo, devono crearsi altri lavori, altre attività, è impegnativo, ecco, non è di sicuro supportato il giovane al giorno d'oggi, questa è la verità. Prego, sindaco. Chiaramente non è facile, in effetti. Il fatto che a volte preferiscano andare all'estero, effettivamente molto dipende anche da quello che è la remunerazione di trovare un'occupazione in Italia, evidentemente, perché le opportunità ci sono in Italia, però probabilmente non sono adeguatamente, diciamo, retribuite. Anche semplicemente una manovalanza, diciamo, non così qualificata. Io ho persone che qui in paese, di ragazzi che sono andati a fare un'esperienza in Australia, nelle famose farm, dove effettivamente hanno lavorato per un anno, 2, e così hanno raccolto un bel gruzzoletto, perché evidentemente lì gli stipendi sono assolutamente comparati a quello che è il costo della vita, per cui evidentemente hanno la possibilità di mettere da parte qualche bel soldino per poterlo poi reinvestire qua e poter continuare nella professione dei genitori, piuttosto che... Qui da questo punto di vista qua i ragazzi sono veramente in gamba. Diciamo che purtroppo a volte siamo noi genitori a creare i presupposti perché i giovani non escano di casa, nel senso che siamo iperprotettivi e magari non gli diamo quella giusta dose di fiducia che effettivamente meritano, per ritornare un po' al discorso che facevo prima. Insomma, alla fine i giovani vanno incentivati, vanno spinti tra virgolette anche a uscire di casa. Poi capisco che la realtà delle cose, per quel che riguarda i costi della vita, effettivamente diventano abbastanza difficili da sostenere. Un ragazzo che esce di casa e si trova un appartamento in affitto
evidentemente o trova una compagna e lavorano entrambi, o diversamente mettere su famiglia diventa molto molto complicato, insomma, ecco. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di genitori, questa protesta, andiamo a Treviso, genitori alla scuola Pascoli, andiamo a sentire. Adesso dovrebbe partire all'inizio della scaletta. Noi qui siamo nel quartiere di Santa Maria del Rovere, che è il quartiere più grande di Treviso, a 2 passi dal centro, e come sapete anche adesso oggetto di una importante riqualificazione nella zona della caserma Salsa. Il problema è che a pochi metri dalla caserma Salsa c'è questa scuola primaria, che è l'unica del quartiere, che invece è qui che sta lentamente lasciata morire praticamente dalle istituzioni. Mentre Santa Maria del Rovere vive un periodo di rilancio sulla scia del rifacimento di Piazza Martiri di Belfiore e dell'avvio dei lavori dell'ex caserma Salsa, i genitori degli alunni della scuola elementare Pascoli si mobilitano. Niente prima classe, a settembre solo 10 bambini iscritti. Il problema non è tanto la denatalità, perché bambini ce ne sono, chiaramente pochi, ma ce ne sono. Nel nostro caso il problema è che la scuola non offre il tempo pieno, che è una delle cose principali che i genitori richiedono in una scuola. Ci è sempre stato detto che non si può, perché la regola vuole che all'interno dello stesso istituto comprensivo ci possa essere solo una scuola col tempo pieno, e nel nostro caso l'altra scuola c'è già, però si trova in tutt'altro quartiere, a San Bartolomeo, a 2-3 chilometri da qui. Non sappiamo come fare, la maggior parte sono mamme che sono senza macchina, senza automezzi per andare al 1° maggio e tornare. Il problema maggiore rischiano di doverlo affrontare quelle famiglie che hanno già un figlio alle Pascoli e si trovano nella condizione di dover iscrivere il fratellino o la sorellina altrove. Già in passato era stata chiesta l'introduzione del tempo pieno, ma senza risultati. I genitori ora hanno scritto una lettera a tutte le istituzioni coinvolte, dall'ufficio scolastico provinciale al comune, sottolineando tra l'altro come i plessi più vicini siano già sovraffollati, tanto da dover fare anche il doppio turno in mensa. Noi abbiamo la scuola in quartiere, perché non lo sfruttiamo? Mia figlia è venuta, ha preso casa qui da Mestre per avere la comodità dei nonni, perché lavorando, e purtroppo adesso si trova senza scuola. Io vorrei fare un appello ai genitori dei 50 bambini che di Stradario dovevano iscriversi in questa scuola e che si sono iscritti in altre scuole, di valutare, perché appunto è una scuola valida e che prepara bene i ragazzi. Qui c'è da considerare che noi siamo una scuola con affiancato l'asilo la scuola dell'infanzia, perciò essendo poi l'unica scuola di quartiere avrebbe più senso puntare su questa scuola qui eventualmente. Allora, Sindaco, lei conosce bene questi problemi, ecco, soprattutto il dialogo che ci deve essere, questi tavoli di concertazione che vanno assolutamente fatti anche con i genitori, sentire quali sono veramente le priorità che loro mettono nel piatto e quello che l'amministratore può dare. Ma c'è sempre questo dialogo, perché noi sentiamo che loro fanno anche delle proposte, non è che criticano solo. Ecco, e quando viene fatta una proposta dovrebbe essere presa in considerazione. Cosa dice il sindaco? Ecco, com'è la situazione? Perché qui non andiamo bene neppure con le scuole, qua va tutto male, sanità, scuole, infrastrutture, caos, agricoltura, cioè chi ne ha più ne mette nel nostro paese. Prego. Sposo completamente quanto sostengono i genitori di quella scuola, perché è la stessa cosa che sta capitando anche qui a Castelcucco. Paradossalmente Castelcucco è un paese che sta crescendo demograficamente e anche un paese giovane. E siamo il 4º paese in provincia di Treviso per crescita demografica. Gli altri 3 sono nella cintura di Treviso, per cui ovviamente per ovvi motivi tendono a crescere. E noi nella Pedemontana stiamo facendo il nostro e siamo molto contenti e orgogliosi. Noi abbiamo a rischio la nostra classe prima elementare proprio per quei motivi che dicevano quei genitori del servizio appena andato in onda. Noi siamo in grossa difficoltà perché, come diceva
la mamma di un bambino prima nell'intervista, praticamente l'istituto comprensivo ha già, noi apparteniamo all'istituto comprensivo di Asolo, ha già il tempo pieno in un'altra sede di Asolo. Per cui noi siamo scoperti e i nostri giovani, invece di venire a scuola a Castelcucco perché non abbiamo il problema dell'inverno demografico, frequentano altre scuole e noi rimaniamo scoperti e a rischio di chiusura della nostra scuola. Noi abbiamo cercato di interfacciarci, anzi abbiamo costantemente un rapporto sia con i genitori e anche addirittura stiamo facendo dei sondaggi con i genitori dei bambini frequentanti la scuola, capire quelle che sono le loro esigenze, perché poi il tempo pieno potrebbe essere una soluzione, ma a volte è passato che magari... Ma scusi Sindaco, ma dov'è che parte il problema? Cioè chi è che decide chi cosa aprire e chiude? Perché ci dovrebbe sempre essere un punto di riferimento. Qual è il punto di riferimento che avete per capire perché succedono queste cose? No, c'è il continuo interfaccia con ovviamente la preside dell'istituto comprensivo, ma ovviamente che taglia la testa al toro è la dirigente scolastica a livello provinciale e nella fattispecie la dottoressa Sardella, tant'è che io nei prossimi giorni ho un appuntamento con lei per verificare la situazione di Castelcucco. Poi ovviamente se nasce dal territorio, ovviamente l'esigenza credo che avrà difficoltà a dire di no, anche magari derogando a quella che è la normativa, però chiaramente bisogna trovare un punto di incontro, una soluzione ai problemi, perché evidentemente se la normativa prevede che in un istituto comprensivo ci possa essere una e una soltanto scuola a tempo pieno, come si può fare? Si può solo derogare rispetto a questo e non è detto che ci venga concesso. Allora, quello che traspare Fabio Giulian è anche che forse c'è bisogno anche un po' di aria nuova anche a livello amministrativo e politico, perché se le cose non vanno bene vuol dire che qualcosa si inceppa e se qualcosa si inceppa sarebbe giusto anche cambiare. Ecco, il rinnovamento in politica, negli amministratori, tu cosa ci credi a questo rinnovamento? Cioè secondo te è giunto il momento anche di rivedere un po' tutto? Perché ho capito che sei stato nominato, che hai la nomina, però se una cosa non va bene, cioè non va bene, c'è qualcosa che non va e cerchiamo di migliorarla. Ecco, la politica dovrebbe cercare di migliorare, di mettere delle persone sempre più competenti, di cercare anche il ricambiamento. Cosa dici? Tu sei per un ricambio? Sì, non è proprio il mio ambito non politico. Non importa, ma se hai studiato anche tu, sei andato a scuola. Però sì, credo sia giusto dare, se c'è un problema va risolto e quindi bisogna trovare la radice dove è il problema e quindi sicuramente idee nuove o chi comunque è a stretto contatto con i problemi che ci sono sicuramente sa dare delle idee, delle soluzioni, quindi sì, secondo me è giusto. Sì, anche perché questi genitori insomma avranno parlato con chi di dovere, se fanno anche delle proposte come le hanno fatto davanti ai nostri microfoni e alle telecamere, vuol dire che avranno anche loro una visione diversa. Cosa dice il sindaco? Cioè il cambiamento in politica, abbiamo visto in Sardegna chi semina male raccoglie polvere poi, perché i cittadini si ricordano, questa è la verità, è inutile che si passano il cerino, qualcuno non ha seminato bene e il cittadino ha deciso di andare da un'altra parte, o sbaglio sindaco? Assolutamente, credo che il cambiamento sia sempre un aspetto positivo, poi chiaramente bisogna capire anche a seconda delle circostanze, perché poi se parliamo di Castelcucco vai a trovarlo tu un altro, tra virgolette, M puntini che se si rende disponibile, tra virgolette, a disposizione della collettività. Non è così semplice, io lo faccio perché ci metto passione, mi piace farlo, ho anche il tempo da poter dedicare, tutta una serie di questioni. Però poi al giorno d'oggi la gente chiaramente
è molto più presa dalle questioni di natura personale che non, e ogni giorno ci sono sempre meno persone che si approcciano alla politica, alla cosa pubblica in generale. Tutti quanti tendono al proprio, perché ovviamente è una questione proprio, oserei dire quasi egoistica, ognuno pensa al proprio, fanno i cavoli loro e via discorrendo. Per cui su questi comuni, che io dico sempre non hanno più motivo di esistere, ci sarà sempre meno persone che sono disponibili al cambiamento, a portare un'idea nuova di come amministrare il comune. Altra cosa è a livello regionale. Però Sindaco, è vero quello che lei dice, però è anche vero che gli esempi che abbiamo e con questa popolazione che non va più a votare perché abbiamo un astensionismo, basta vedere anche in Sardegna cosa è successo, chi ha votato e chi non ha votato fa pensare, cioè è difficile che una persona decida veramente di mettersi in prima persona rischiando, specialmente se uno ha un lavoro anche importante, perché non ci sono gli esempi allettanti, non c'è niente da fare, tanto è vero che in Parlamento sono tutti avvocati e commercialisti, la maggior parte, ci sarà pure un motivo se abbiamo solo questi. Possibile che nel paese non troviamo una classe dirigente diversa? Perché non ci sono gli esempi che ti fanno voglia veramente non di scendere in politica, ma di salire in politica, perché è devastante a quello che assistiamo, e l'ha detto appena poco tempo fa, proprio prima, il nostro Fabio, che ha detto: se fai parte di certi giri magici riesci a piazzare la maglietta e diventare famoso, se no te puoi essere il più bravo del mondo ma neanche te guarda. Esatto. Questa è la verità. Sandra da Padova. Ciao Mirella. Ciao Sandra. Ciao Mirella, mi senti? Sì, benissimo. Grazie. Allora, io ho sentito prima delle scuole, è anni che c'è questo discorso che le scuole non fanno l'orario pieno con la mensa, quelle statali, diciamo. Allora è chiaro che due persone che lavorano devono pagarsi la scuola privata, perché è quella che ti dà la possibilità di tenere il bambino o alle medie fino alle 5. Le scuole private fanno questa cosa. Allora io dico, è inutile che ci giriamo attorno. Se sono un sacco di gente che vorrebbe insegnare, hanno levato tutte le maestre perché dovevano essere laureate, io mi ricordo sta cosa. Allora, se una nel campo ha lavorato 3, 4, 5 anni, ma perché la devi eliminare? Perché adesso ci vuole la laurea. Ma scusa, la maestra, io ho sempre sentito che deve avere un diploma e al limite un praticantato per insegnare, fanno anche dei corsi, perché ho la figlia di una mia amica che faceva la maestra, dunque sono sempre aggiornate con quelle che sono le dinamiche dell'insegnamento, parliamo delle elementari. Dunque, se non c'è qualcuno che comincia a dire no, adesso la scuola è statale, no, perché le scuole statali, finito alle 12:30, all'1, quello che è, vogliono andare a casa, è inutile che andiamo. Allora, ci sono dei ragazzi, mettetevi di supporto. Io per esperienza mio figlio ho dovuto mettere a scuola privata perché io lavoravo, e chi è che andava a prenderlo? Mia mamma non aveva la macchina, mia sorella nemmeno, e poi non avevo nessuno, però rimaneva fino alle 5 alle medie, poi anche alle superiori. Allora fino alle 5 un ragazzino primo mangia, secondo si sfoga, gioca a pallone, sta con gli amici, con i coetanei, poi fanno le lezioni. Erano degli studenti che venivano pagati magari non a cifre astronomiche, che facevano fare i compiti, potevano vedere le carenze di qualsiasi studente. Ecco, allora se qualcuno non si mette di sana voglia a cominciare a fare queste cose per andare incontro alla famiglia, è logico che siamo fra un anno, Mirella, fra 2, fra 3, siamo ancora qui che ne parliamo. Allora,
ci voglio, come hai detto te adesso, ci vogliono delle persone, scusa, con gli attributi e che si faccia veramente sentire a Roma, perché qua è logico, dipendiamo tutto da Roma, loro decidono una cosa e noi dobbiamo farla, cioè i politici anche di qua non possono prendere iniziative, perché se prendono iniziative cosa succede? No, poi c'è il partito che è appoggiato da Roma, che può essere di destra o di sinistra, non ha nessuna importanza, che dice alto là, tu non devi fare questo, è come il secondo mandato, il terzo mandato. Mi spiegate, adesso dico politicamente parlando, anche perché io mi informo, guardo Bacialli, guardo tutto. Allora, dico solo una cosa, va bene, il terzo mandato non c'è, è giusto fare una rotazione, anche con tutta la nomea positiva che ha Zaia, che io ammiro moltissimo come persona, però piano un attimo. Allora, cosa fanno? Mettono, come avete detto in questi giorni, mettono lì uno del partito che decide il partito. Ma perché, scusa? Il popolo deve decidere, fate delle liste, persone che si presentino, che dicono io voglio prendermi l'incarico di fare il presidente di regione, di fare il sindaco, Ma di è questo fare che vogliono questo. fare, Sandra, molto chiara, grazie Sandra. Allora sentiamo anche, anzi prima andiamo a vedere un altro video, perché ho detto che premiamo questi ragazzi che veramente danno l'esempio a altri, a quelli che dicono anche non hanno voglia di fare niente. Andiamo a vedere il video delle magliette del nostro Fabio Zulian. Andiamo a vedere. Dove ti ho immaginata, c'eri tu. Quando sembra non corre più, quando il bacio non gioca più. Oh no, no, quando mi hai lasciato pure tu. Non è più domenica. Fakes and babes only wanna get wasted. They wear nice clothes, but they'll never even taste it. Ripped off songs, first you copy, then you paste it. The boy's got soul, but he must have misplaced it. She said she had a thing for James Dean and the music. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Allora direi Giovanni, scopri te. Bellissimo, davvero. Scopri anche questa? Stupende, stupende. Bella, bellissime, davvero. Belle, belle, belle. Belle. Grazie. Ciao Fabio, grazie mille per questa bellissima maglia, mi è piaciuta moltissimo, ora te la firmo e niente, grazie ancora. Comunque devo dire che Fabio Zulian è proprio bravo. Ha visto, Sindaco? Grazie. Abbiamo perso il precedente, complimenti, veramente
Grazie mille. Pensa che raccontava Sindaco che lui non è andato a scuola, è proprio un creativo nato, cioè ce l'ha nel DNA, sta mano che gira da sola e fa venire fuori delle meraviglie, perché è vero? Ah sì. Ma da dove nasce tutto questo? Perché c'è un punto dove nasce grazie a un famoso personaggio. Beh, il discorso delle magliette nasce proprio dalla famiglia Baggio. Avete capito? È particolare come storia, insomma. Diciamo che una delle prime maglie che ho fatto era questa per Roberto Baggio. Perché eri un suo fan? Certo, sì. Ah, ecco. Tanto per capire. Per una serie di eventi sono riuscito a consegnarglielo tramite la sorella Nadia, che saluto. Ed è proprio da qui che mi ha contattato poi l'associazione benefica da Lucca, che ha appunto come, diciamo, referente, punto di partenza di questa storia Roberto Baggio, quindi è particolare perché ci ha fatto conoscere, insomma, la famiglia Baggio ci ha fatto conoscere a me e a chi ha fondato l'associazione benefica. Prima non si era accorto di te nessuno? Prima no. Sindaco, come commenta? No, perché veramente c'è sempre il privato che deve mettere in mostra quello che c'è nel territorio investendo su questa realtà. Prego, Sindaco. Purtroppo è quello che si diceva anche prima, insomma. Speriamo che riesca a trovare il modo per farcene una anche a me, che è Mirella, no? Cosa dici? Volentieri. Sindaco, però è vero che anche la creatività va supportata, perché da soli, come hanno detto, non arrivano. Anche gli spazi sono fondamentali, anche avere degli spazi dove poter anche questi ragazzi esercitare, perché guardate che quello che sta succedendo anche a Pieve del Grappa, non so se vi rendete conto dove vanno a sbattere la testa certi ragazzi, ecco, adesso capiremo, verrà fuori anche la verità. Dobbiamo essere molto preoccupati, Sindaco, dobbiamo attenzionarli sempre di più, dare loro delle possibilità, ma proprio di non farsi male, per questo si fanno male veramente, questi non si rendono conto di quanto male si stanno facendo, e guarda che il numero sta crescendo e non va assolutamente bene. Prego, Sindaco. Sì, in effetti quello che tu hai fatto cenno, la questione di Pieve del Grappa, effettivamente, che ce l'ho qui fuori dalla porta di casa, è una cosa molto molto preoccupante. Mi ero confrontato anche con Annalisa Rampin, sindaca di Pieve, e facevamo delle riflessioni rispetto a qualcosa che effettivamente della quale noi non abbiamo contezza. Effettivamente a volte magari ci prendono veramente la sprovvista queste questioni e ci cadono tra capo e collo in maniera clamorosa, eclatante, e sono delle cose alle quali noi francamente non sappiamo dare delle risposte e ci troviamo assolutamente spiazzati. Ecco perché a volte magari dico anche che i nostri comunetti piccoli, parlo del mio in maniera particolare, non abbiamo le risorse da mettere in campo per poter dare delle soluzioni. Anche tu adesso giustamente dici, sti ragazzi dobbiamo dargli diciamo linfa vitale per poter emergere, per poter spronarli a dare il meglio di se stessi, perché poi le persone come Fabio Giuliani possano emergere come è giusto che sia. Però poi trovi di fronte a situazioni come la mia, del mio comune, che effettivamente da questo punto di vista qua non è nelle condizioni di poter dare una mano a questi giovani qua. Dobbiamo assolutamente arrivare a ricomporre i comuni in maniera diversa, con risorse diverse, con numeri diversi. In un comune di 2300 abitanti che risposte può dare a questi ragazzi, mi chiedo io. Sì, però Sindaco, è anche vero che se impieghiamo i soldi del PNRR sempre diciamo, su opere strutturali e non li investiamo nella persona, perché ricordiamo bene che i soldi del PNRR all'inizio erano per il terzo settore. Il terzo settore vuol dire 360 gradi. Noi invece vediamo che hanno preso tutta un'altra strada, tutto un altro percorso. Perché? Perché bisogna fare business con i soldi del PNRR. E allora dove si fa il business?
nell'edilizia, nelle infrastrutture. Questa è la realtà. Invece dovrebbe essere stati puntati sulla persona. Cosa ha bisogno il mio territorio? Dove c'è carenza nel mio territorio? E soprattutto c'è un'emergenza di diversamente giovani. È inutile che facciamo le strutture se poi non abbiamo gli operatori all'interno. Capisce che c'è qualcosa che a qualcuno non gliene frega niente, ma diventeremo vecchi. Abbiamo avuto dei numeri l'altro giorno, sono impressionanti con la fragilità. Ha detto il presidente dell'RSA del Veneto che se salta il tappo non ce n'è per nessuno. Qui bisogna stare molto attenti, bisogna attenzionarla questa cosa, altro che fregarsene. Ti faccio la struttura, sì, però se dopo non ho il personale, cosa me ne faccio della struttura? Ecco, anche voi, Sindaco Marez, dovete farvi sentire di più, vi sento molto tiepidi. Avete fatto l'unione dei sindaci, ma fatevi sentire, battete i pugni. Lei fa parte anche della Lega, un partito importante che ha il governo. Possibile non si rendono conto che c'è un territorio che sta invecchiando e non ci sono risposte? Ma stiamo scherzando? Prego, Sindaco. No, ma sono tutte cose assolutamente condivisibili. Detto francamente, anche questa cosa noi l'abbiamo delegata sostanzialmente in toto all'UIS, che sono loro che che fanno effettivamente la programmazione, anzi noi assieme all'UIS facciamo Sindaco, se fra poco l'UIS toglierà anche il socio, diventerà solo sanitario, è inutile che continuiamo ad andare a parare con l'UIS che si toglierà il socio e diventerà solo sanitario. Dobbiamo andare a parare in altri settori e non cercare di farci male ancora con figure o con cose che non interessano. Questo è quello che abbiamo paura, perché ci sarà una montagna di soldi che arriveranno anche in questo. Prego. Sì, ma sicuramente è così, ma poi alla fine ognuno guarda un po' al proprio orticello e allora molto spesso manca una programmazione, diciamo, di area vasta, manca quello che... Allora ognuno si fa la propria casa di riposo e si mette la medaglietta sul petto perché magari l'ha fatta, ma senza una programmazione. È messo in più circostanze questa questione, diciamo, a livello di conferenza dei sindaci dell'UIS, dove magari qualcuno la fa e poi rivendica la possibilità di avere il riconoscimento dei numeri, diciamo, a livello di casa di riposo, quando magari non possono essere riconosciute perché non ci sono i soldi, perché non ci sono una serie di questioni. Allora, tutte queste cose qua, manca un po' un fil rouge che possa in qualche modo accomunare quelle che sono le esigenze del territorio e contemperarle non soltanto a livello comunale, ma a livello di area vasta per poter dare delle risposte puntuali ai nostri cittadini. Non basta più, a ognuno si fa a casa sua, anche perché non ci sono le risorse per poter sviluppare al meglio questi servizi effettivamente. Però Sindaco, ecco, lei è con l'unione, la fusione dei comuni, ecco com'è la storia? Perché io so che a Castelcucco non c'è stata la fusione, ecco come vede la situazione? Perché io sento tantissimi amministratori che dicono dobbiamo unirci tutti quanti, noi da soli non andremo da nessuna parte, non ce la faremo. Lei cosa dice, Sindaco? Io sono un fautore, sono assolutamente... Metto tranquillamente a disposizione il mio mandato nell'interesse dei miei cittadini, perché mi rendo conto che questo è l'interesse dei nostri cittadini. Un comune come il mio, dove praticamente ogni giorno, cioè nel pomeriggio rispondo io al telefono per dirla molto francamente qui in comune, perché non c'è nessun altro, che risposte posso dare io? Quando alla fin fine siamo, dico sempre, senza armi, senza munizioni e senza soldati. Dove andiamo? Il generale può essere anche un bravo generale, ammesso che lo sia, ma di fatto se non c'è tutto il resto, effettivamente dove si può andare? Allora credo e confido che dopo questa tornata delle amministrative che c'è di qui a breve, che vede coinvolti moltissimi comuni, anche quelli contermini al mio, poi si possa riprendere in mano questa questione e fare in modo di poter addivenire in tempi rapidi a una fusione che possa portare a un comune nell'ambito della Pedemontana di almeno
15.000 abitanti, che lì sì, poi effettivamente si cominciano a fare ragionamenti di altra natura, di programmazione, di sviluppo del territorio, in modo da dare delle risposte. Senta, sindaco, lei da politico navigato, ve lo dico io, perché è forte sto sindaco qua, anche se sembra così calmo, tranquillo, guardate che è un politico tosto. Come le legge le elezioni in Sardegna, sindaco? Purtroppo è la logica conseguenza di... prima ascoltavo il mio collega di Sarmedi e condividevo in toto la sua valutazione. Effettivamente ci vuole un bagno di umiltà, e effettivamente qui ormai ci sono deliri di onnipotenza, e per cui effettivamente io mi chiedo anche come possa essere, io sono figura della Lega, del centrodestra e così via, che si vada a candidare una figura che è attuale sindaco di Cagliari e poi nella sua città perda di 20 punti percentuali rispetto al candidato di centrosinistra. Vuol dire che probabilmente non era così, e credo che loro abbiano gli strumenti, i mezzi per poter fare un sondaggio per capire se questo ha fatto bene o ha fatto male, e allora a quel punto là poi magari è facile anche scaricare la colpa sulla precedente amministrazione, perché magari Solinas forse non ha fatto appieno il proprio dovere. Mi viene da pensare anche, poi ovviamente c'è un continuo scaricabarile sulle colpe e compagnia bella, però credo che sia tutto sommato sia anche positivo, lo dico da persona di centrodestra, che magari il centrodestra, che in questo momento va per la maggiore a livello nazionale, faccia un po' un bagno di umiltà, un po' di come si dice, di pensare, di riflessione al suo interno, per pensare che non è proprio così tutto come lo vogliono far credere, insomma. Grazie veramente al nostro sindaco Paolo Mares, primo mandato Lega, sindaco di Castelcucco. Ecco, in primavera cosa ci sarà a Castelcucco? Parliamo delle cose belle, sindaco. Ecco, allora noi abbiamo già in serbo per il mese di marzo la giornata delle associazioni e della valorizzazione dei colli veneti, aderendo anche a un progetto, a un bando che ha pubblicato la Regione del Veneto, proprio perché per tutte quelle cose che si diceva prima, noi abbiamo la necessità di trovare linfa nuova nelle nostre associazioni. Ogni giorno un volontario diciamo si defila rispetto alla realtà del nostro paese, e evidentemente quando cominci a perderne uno, due o tre e non riesci a creare un ricambio generazionale, evidentemente sei in assoluta difficoltà, tanto più nei paesi piccoli come il nostro, dove la forza deriva, diciamo, dalle associazioni che mettono anche la materia prima, il materiale umano di fatto, per portare avanti le varie manifestazioni che si susseguono nel paese. Allora, con questo preciso intendimento di creare i presupposti perché le associazioni si mettano, diciamo, in vetrina, e da lì praticamente creare i presupposti perché i ragazzi si possano iscrivere alle nuove associazioni e dare visibilità a loro, forse da questo punto di vista qua possiamo trovare nuove energie, nuova linfa per andare avanti. Grazie al sindaco di Castelcucco Paolo Mares. Allora, Fabio Giulian, vediamo anche le foto delle magliette, così finiamo in bellezza. Ecco, cosa vorresti chiedere alla politica, ad esempio? Ecco, proprio sia come operaio che come anche imprenditore artigiano. Ecco, cosa vorresti chiedere proprio per aiutare questi giovani, questo mondo giovanile anche che ha voglia di osare, di fare? Prego. Beh, sicuramente che diano una mano veloce, al più presto, a cercare di non avere troppe difficoltà nel percorso per raggiungere i propri obiettivi, insomma ciò che si vuole, quindi aiutarli, perché sì, il percorso è lungo, è pieno di ostacoli, se si riescono a togliere certe cose ovviamente è più facile. E non devo far parte dei cerchi magici per far vedere la mia bravura, la mia creatività.
Poi tutto viene dagli sforzi Guardate, che si qui fa. sei anche con un numero uno, anche qua, ex Era numero uno, adesso è un po' sceso. Sì, oltre a... Qui cosa stiamo vedendo? Delle foto bellissime che tu hai fatto, guardate. Oltre alle magliette faccio anche quadri e prima di appunto far questo ho fatto alcune mostre in giro in Italia, insomma, tra cui una era all'Ariston a Sanremo, c'era Sgarbi, era di settembre mi pare. Cioè riesci un po' alla volta, forse questo merito anche alla politica, a questo giovane che magari vi sta vicino e cerca di introdurvi, ecco, mettendoci anche la faccia su quello che può essere un percorso più facile. Certo. Non è male questo lo dico anche al sindaco Mares, ecco, tenere in considerazione, ecco, fare come faceva la nostra Tina Anselmi, che quando ritornava da Roma invece di andare chissà dove, ecco, andava nelle piazze a incontrare quelli che l'avevano votata, quelli che avevano bisogno, poi riportava le carte. Forse qualcuno dovrebbe iniziare a fare questo, visto gli stipendi che hanno e sono pagati profumatamente. Un po' di umiltà a tutta la politica non farebbe male. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. E vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Luca Spavanetto, consigliere regionale Fratelli d'Italia. Buongiorno Pavanetto, grazie di essere qui. Saluto anche collegata da Milano la professoressa Maria Stella Righettini, docente di governance e valutazione delle politiche pubbliche. Grazie professoressa anche lei di essersi collegata. Allora iniziamo proprio da Luca Spavanetto. Allora come vi siete alzati questa mattina con le elezioni in Sardegna? Dai, raccontateci un po'. Ci siamo alzati male, anzi forse magari qualcuno non ha neanche dormito, io in primis, ma perché ci tengo e fa male vedere che il centrodestra, che tanto ci mette di impegno a livello nazionale con il governo e con un leader insomma sempre in prima linea sotto questo punto di vista, possa, diciamo, perdere per poco, tra l'altro, perché si è visto che il risultato insomma è stato veramente in politica è così. Questo è la democrazia e quindi è giusto che sia così. Pone una riflessione all'interno del centrodestra, dove le alleanze bisogna studiarle prima. Noi adesso siamo pronti ad affrontare le elezioni amministrative nei comuni sia della Marca Trevigiana che in quelli visto che siamo qui insomma, ma anche nella provincia di Venezia. Noi abbiamo 16 comuni che vanno al voto, 4 sopra i 15.000 abitanti e quei 4 naturalmente hanno i simboli di partito in primis, mentre sotto i 15.000 a volte insomma ci sono le liste unitarie e su questo dobbiamo lavorare assieme e di concerto. Io dico sempre una cosa, che bisogna scegliere il miglior candidato al di là della tessera di partito e so che è difficile o sembra uno slogan, però diciamo che all'interno, quando ci sediamo al tavolo delle trattative, qualcuno pone la questione che voglio che sia mio perché oggi comandiamo noi, ed è stato l'errore di molti, infatti poi si vedono i risultati sul territorio. Io invece preferisco trovare il candidato migliore perché, come si suol dire, preferisco avere un ufficiale su una nave da guerra che un capitano su una scialuppa di salvataggio. Vivere all'opposizione è giusto nel momento in cui i cittadini ti mettono all'opposizione, nel momento in cui trovi comunque una quadra col centrodestra, però magari il tuo progetto non è stato sposato o non è stato capito. Se invece devi andare a governare, devi portare a casa risultati e penso che governando puoi dimostrare effettivamente se la classe dirigente è preparata o meno. Allora, professoressa Righettini, c'è un detto: chi semina vento raccoglierà tempesta, e questo forse è dovuto anche, come lei è docente di governance e valutazione delle politiche pubbliche, queste politiche pubbliche che non si vedono, non si sentono, sono politiche importantissime che forse, se qualche politico fosse un po' più lungimirante, facesse una programmazione proprio per questo, riuscirebbe ad avere i risultati. Perché avete visto, i cittadini, se hai seminato vento, poi ti fanno raccogliere tempesta, perché nel loro percorso volevano altro. Cosa ci dice, professoressa? Questa è importante valutazione delle politiche pubbliche. Prego. La ringrazio, buongiorno a tutti e anche a dottor Pavanetto. Sì, credo che sia detto ormai più volte che è stato scelto per sostituire uno dei peggiori governatori delle regioni, Solinas, è stato scelto uno dei peggiori sindaci
il sindaco di Cagliari Truzzu, e probabilmente bisognerebbe chiedere alla popolazione di Cagliari, perché considera e ha considerato sulla base di valutazioni che gli stessi cittadini hanno effettuato il sindaco Truzzu uno dei peggiori sindaci d'Italia, perché era uno degli ultimi nella graduatoria nazionale. Quindi è probabile che sia stato fatto un errore di valutazione, sono stati anteposti logiche puramente di potere e di bottega, oserei dire, alle logiche della legittimazione locale e quindi anche della valutazione dell'operato che gli amministratori pubblici, a cui gli amministratori pubblici sono sottoposti, soprattutto nelle amministrazioni regionali e locali. Quindi vanno bene le coalizioni, ma le coalizioni devono essere sostenute da candidati che o hanno già dimostrato o possono dimostrare di essere delle valide alternative e soprattutto dei buoni amministratori nei risultati che perseguono. Quindi la valutazione delle politiche è una valutazione spesso tecnica, cioè ci sono strumenti per valutare, ma è anche una valutazione dei cittadini e quindi è un gradimento molto importante nelle elezioni amministrative. Senta professoressa, io prima ho avuto 2 ospiti sindaci, sempre del centrodestra, e tutti e 2 hanno detto: qui qualcuno deve fare un bagno di umiltà, dobbiamo iniziare a fare dei bagni di umiltà. Io però sono convinta che qualcuno non ascolti, perché i presupposti, come ha detto lei, c'erano tutti, cioè sapevi benissimo quello che candidavi, perché è inutile che la giriamo attorno, Pavanetto. Il problema è che qualcuno vuole farsi male, nonostante pensa sempre di riuscire a superare quel step con la propria immagine a somiglianza, che poi non viene premiata dai cittadini e dalle persone, perché abbiamo visto, tu hai seminato vento, ecco, con la tua coalizione, con la tua politica, e io ti boccio e provo ad andare da un'altra parte. A mio avviso non è che abbiano proprio bocciato la Premier Meloni, a mio avviso hanno bocciato la politica che loro hanno vissuto, quella di prima, che non ci credono più, perché hanno provato con Forza Italia, hanno provato con Fratelli d'Italia, con la Lega, come ha detto la professoressa, e ha detto no, adesso basta, adesso non mi fido più, provo ad andare da un'altra parte. Sbaglio, professoressa? Ma guardi, c'è un'altra immagine mitologica che è quella di Remida, che trasformava in oro tutto quello che toccava. Allora probabilmente c'è qualcuno che si crede la regina Mida in questo contesto e ha provato ad applicare lo stesso principio che non ha funzionato. Quindi è un insegnamento questo che la politica deve imparare, perché altrimenti gli errori si ripetono all'infinito. C'è anche un altro aspetto che vorrei dire, io posso anche essere d'accordo poi con il principio che i candidati devono essere dei buoni candidati. Il problema è la disponibilità di classe dirigente, quindi la effettiva disponibilità di candidati validi nel centrodestra e soprattutto nelle amministrazioni locali, che si fanno carico della responsabilità di amministrare, con tutto quello che oggi compete e comporta amministrare una città di medie o grandi dimensioni. Luca Spavanetto, come commenta? Ma allora, devo fare qualche correzione, insomma, penso me lo consenta la professoressa. Allora, io conosco personalmente Paolo Truzzu e lo ritengo un bravo politico e una buona persona, nel senso che lo conosco proprio in maniera personale, quindi posso solo parlare bene di lui, e l'ho sempre trovato una persona pacata, non uno di quelli montati alla testa dei risultati elettorali. È anche vero che se andiamo a analizzare quello che è successo a Cagliari, non è considerato il sindaco peggiore nel senso rispetto a tutti gli altri. Ha una situazione a Cagliari di uno sviluppo, soprattutto per quanto riguarda i lavori pubblici, che non è andato a chiudersi e quindi è vissuto, tra virgolette, in maniera molto difficile in questo momento, e forse, e su questo potrei essere d'accordo con la professoressa, magari l'opportunità politica del momento magari non ha concesso, ecco, di avere un po' quella forza che magari fra 1 anno e mezzo avrebbe alla fine di determinati lavori pubblici e di un rilancio della città di Cagliari. Su questo però vorrei aggiungere anche che lì si è
si è concentrato un altro problema fondamentale, che è quello di un governatore uscente scaricato anche e soprattutto da parte della Lega, perché altrimenti non avrebbero ceduto in questo modo, perché è vero sì che c'è stato un braccio di ferro politico, ma più sul candidato della Lega, non tanto sul nome dell'uscente, stiamo attenti a questo passaggio, e quindi diciamo che forse l'elettorato non ha gradito il fatto di dire se il centrodestra diciamo, non ha governato bene la regione e quindi cambia, non mi fido magari della proposta del centrodestra, e quindi magari si è affidato, e su questo scattano dinamiche che non sono quelle nazionali, come diceva la professoressa poco fa, nel senso che do ragione su questo, cioè ovvero che il dato nazionale spesso non è poi calato sul territorio in egual modo, perché, e lo vediamo anche alle elezioni amministrative, lo abbiamo visto spesso, alla fine in una realtà tu puoi trovare o prendere alle nazionali o alle europee 30% in un partito, e nello stesso giorno, quando si votano magari le elezioni amministrative, avere meno della metà dei voti sullo stesso partito. Un po' perché ci sono le liste civiche che drenano sicuramente, un po' è nella credibilità delle persone, perché a livello amministrativo, come anche a livello regionale, perché su questo potremmo anche dirlo, visto che ci sono le preferenze per quanto riguarda i consiglieri regionali, su questo fanno la differenza molto le persone, e su questo la classe dirigente è fondamentale. E questo Abbiamo è importante. Paola da Padova. Ciao Paola. Ah, è caduta la linea, mi dispiace. Allora professore, vediamo se la riprendiamo, perché era giusto far parlare questi ospiti, perché dovete capire bene a casa come funziona, perché fra poco andremo a votare, sempre fra poco, ogni mese andremo a votare se continua così, se non cade anche il governo, perché qua c'è tutto un punto di domanda, mai dire mai in politica, Pavanetto, mai dire mai. Allora professoressa, come commenta le parole del nostro Lucas Pavanetto? Ma mi sembra che siamo abbastanza d'accordo. Ecco, io non entro nelle dinamiche elettorali del partito e della coalizione. Evidentemente c'è un problema anche nella coalizione di centrodestra, perché per esempio il voto disgiunto, cioè la possibilità di votare un candidato di un partito o di una coalizione e una lista diversa, ha penalizzato Truzzo in definitiva, e mi sembra che ci sia un po' una resa dei conti all'interno della coalizione di centrodestra su questo aspetto. E quindi quando sui giornali si legge che Meloni chiede di non fare scherzetti, probabilmente è perché ha capito che la lealtà all'interno della coalizione non è così salda come si cerca di millantare a livello nazionale e sui media, cioè i partiti della coalizione di centrodestra si fanno lo sgambetto a livello locale. Questo non è un buon segnale dal punto di vista del governo della cosa pubblica, perché quando si fanno gli sgambetti elettorali è probabile che poi si cerchi di fare si perseguano sgambetti anche nelle politiche, cioè quando si affrontano i problemi reali del territorio e delle persone, e questo non è un buon segno, diciamo, per la cittadinanza, non è un buon segno per i cittadini, perché coesione di una coalizione vuol dire anche coesione sulle politiche e perseguimento di valore pubblico condiviso. Ecco, su questo probabilmente c'è qualche problema nel centrodestra che si ripeterà, probabile, in qualche altro contesto elettorale nei prossimi mesi. Paola da Padova, ha preso la linea, vai Paola. Sì, grazie infinite, buongiorno a tutti. Buongiorno. Più o meno penso che è sempre la solita musica che tu ripeti, Mirella, tutte le mattine. I politici sono sempre tanto così distanti dai cittadini e soprattutto non è che sono così interessati a fare quello che i cittadini hanno bisogno e per i quali pagano le tasse e stipendiano i politici. Anche adesso, ecco, la coalizione non è così bene unita, troviamo solo al primo opportunità troviamo le critiche all'altro partito, ma chiunque sia uno o l'altro non è che faccia queste grandi differenze. E allora noi siamo in meglio, a parte che quando uno viene eletto, ahimè, è tutto da dimostrare. Punto secondo, le elezioni con chiunque venga eletto, quando sono così rosicate da 10 voti praticamente
perciò non c'è una gran vittoria. Io non canterei vittoria, prima di tutto perché purtroppo i numeri sono strarisicati, perché purtroppo siete sempre così lontani dai cittadini, e comunque perché vediamo purtroppo la realtà e comunque ascoltate sempre così poco i cittadini. Meno giochi di potere, meno interessi di partito e vedrete che non vi sarà questi voti così risicati. Io farei invece una riflessione su questo agli astenuti e voti così risicati. Non attaccatevi destra, sinistra, centro, eccetera, eccetera, attaccatevi sui nostri bisogni reali. Grazie infinite per l'opportunità e buona giornata. Grazie a te Paola, prego Luca Spavanetto. Allora, penso che sia una telefonata che era, diciamo, scontata nel senso che è un po' anche un luogo comune però questo, perché se la signora parla così adesso, penso sia, ho capito che è da Padova, vuol dire che i consiglieri comunali, gli assessori, i consiglieri comunali che ha votato, il sindaco che ha votato, gli assessori che oggi rappresentano l'amministrazione comunale di Padova sono così distanti, perché se uno ha questa percezione da poterla manifestare in questo modo a 360 gradi, veneti, a 360 Pavanetto. gradi sto dicendo, cioè nel senso vuol dire Soprattutto. che tocca e non ha fatto differenze. Ecco, io su una cosa ci tengo a dirla e all'interno del centrodestra, insomma, su questo e di Fratelli d'Italia in particolar modo, posso dire che la classe dirigente, insomma, per la maggior parte proviene da un'esperienza politico-amministrativa. Io oggi sono qui come consigliere regionale, ma prima si parlava di quando sono stato qui ancora qualche anno fa da consigliere comunale di opposizione, oggi ancora ricopro il ruolo di consigliere comunale e l'attaccamento al territorio, non solo per una questione di preferenze, perché a differenza magari dei parlamentari, noi i consiglieri regionali, i consiglieri comunali vanno ancora a preferenze e quindi devono avere un rapporto con il territorio, ma quanto fondamentale è riuscire a stare in mezzo alla gente per poi capire le problematiche e portare a risoluzione. Io posso dire però che una parte di quei parlamentari che si citavano prima sono comunque persone che arrivano dal territorio e che arrivano comunque da esperienze amministrative. Per esempio l'idea di Truzzo non era un'idea perché Truzzo è un amico del partito o è un tesserato del partito, è perché era un sindaco. Certo, ok, il risultato c'è stato e lo abbiamo sotto gli occhi di tutti, però perlomeno si è messo in gioco una persona che ha amministrato e che in teoria dovrebbe avere un rapporto diretto con le persone, e questo lo dico almeno per quanto riguarda i parlamentari nostri. E quindi spero, insomma, che la persona che era al telefono prima possa riprendere fiducia. Per quanto riguarda gli astenuti o l'astensione, io penso che l'offerta politica ci sia in Italia, perché questo è l'esempio della democrazia, nonostante un governo con attrazione di Fratelli d'Italia, oggi con un leader comunque, insomma, penso abbastanza pacato e che non si crede eremita come prima ho sentito, ma anzi penso una persona che lavora a testa bassa, e penso che questo sia ancora l'apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni rispetto a quello che poi è il risultato elettorale, perché c'è una differenza su questo. Penso che appunto possa essere la differenza proprio tra un modo di far politica vecchio stile e un modo nuovo che, insomma, cerca di essere più vicino ai cittadini. C'è molto da fare, questo sicuramente. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io volevo dire, io posso parlare vedendo la differenza tra un comune e l'altro, perché io abito proprio al confine del comune di Silea e il comune di Treviso. Allora, io preferirei e chiederei anche di passare sotto il comune di Silea, perché la sindaca di Silea, la signora Cendron, ha fatto lavori e vedo, lo posso confermare. Treviso nella mia zona non fa niente, e io la prossima volta il signor Conte non lo voterò, perché ha fatto come tutti gli altri la stessa cosa, non ci ascolta. E posso confermare, io chiederò di andare sotto il comune di Silea, perché vedo che fa lavori. Il comune di Treviso non ha neanche la strada, perché ne ha un pezzo, non tutta quanta l'isola, diciamo.
Io per venire a casa mia devo passare per il comune di Silea. Se Silea mi blocca, io a casa mia non ci vado. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ecco, come sente, professoressa Righettini, ecco, le persone hanno bisogno di risposte nel territorio. Pavanetto diceva, voi avete la possibilità di votare. No, non è vero, Pavanetto, perché abbiamo ancora i listini bloccati, non abbiamo ancora le preferenze, Pavanetto, quando veramente dobbiamo contare. E questo non ce lo dà nessuno, perché la legge elettorale che c'è, ecco, accontenta tutti i grossi partiti, ma soprattutto le segreterie. Professoressa, queste segreterie che dovrebbero prendere in considerazione che veramente sono scadute, non è quello che vogliono i cittadini, questi nomi che continuamente ci sfornano e che poi sono dei soldadini quasi sempre allineati ma che non danno risposte. I bravi fanno fatica a scendere in politica, non ci credono, hanno paura, compresi i giovani. E io farei votare anche i sedicenni, non so perché, ecco, cominciare a intrigare di più questi ragazzi e soprattutto sentire anche come la pensano. Cosa dice, professoressa, anche per quanto riguarda la governance e le politiche pubbliche che riguardano anche loro? Prego. Ma guardi, credo che ci siano buoni amministratori e cattivi amministratori e il fatto di avere amministrato un comune o un ente non necessariamente conferisce una patente per essere un bravo amministratore. Ci sono amministratori che vengono confermati, Padova, Conte a Treviso, Zaia alla regione Veneto, e tanti altri esempi si possono fare. Quindi questo da un punto di vista dei cittadini può significare che c'è una conferma delle politiche o dell'interessamento che l'amministrazione, non solo il leader, non solo il sindaco, non solo il presidente, hanno avuto nei confronti del territorio. Poi ovviamente sulle politiche possiamo essere più o meno d'accordo, stiamo parlando di politiche che possono essere di varia natura, ambientali, sociali, infrastrutturali. Ci sono amministrazioni che puntano più su alcuni aspetti e altre che puntano su altri, e questo i cittadini lo giudicano poi nel momento in cui vanno alle urne. Come diceva un mio grandissimo maestro, purtroppo il voto è uno ma le politiche sono tante, e quando si va a deporre la scheda nell'urna purtroppo si vota dando un giudizio complessivo dell'amministrazione, non si può estrapolare il voto per una politica piuttosto che per un'altra. E poi però nel corso dell'amministrazione i cittadini si esprimono e esprimono il loro dissenso, come ha fatto prima la signora Nadia, che è contenta di alcune cose che sono state fatte o non sono state fatte. Ma questo è abbastanza nella norma, direi. Quindi è molto difficile oggi amministrare un comune, ci sono molte responsabilità e chi si assume questa responsabilità deve essere all'altezza ovviamente della responsabilità che si assume. E il voto ai sedicenni, professoressa? Ma guardi, sul voto ai sedicenni direi che 16 forse sono un po' pochi, 17 magari potrebbe anche essere. Io una mezza via. Grande professoressa Righettini. Però diciamo che spesso i ragazzi hanno ottime idee, hanno poco tempo per maturare una convinzione sulle amministrazioni, sul modo di governare, perché a scuola purtroppo non si fa una vera educazione civica, e oggi l'educazione civica non è la conoscenza della Costituzione in primis, ma è anche la conoscenza di che cosa può voler dire amministrare il territorio e amministrare una comunità, e di questo purtroppo non si parla abbastanza nelle scuole, e a 16 anni si guarda più a quello, giustamente, ma a quello che succede fuori dall'Italia, alle grandi questioni globali, ai grandi conflitti, e si guarda un po' meno e ha meno, diciamo, la capacità di giudizio su quella che è la classe politica nazionale. Poi quando avvengono fenomeni come quello di Roma o come le manifestazioni degli ultimi giorni, chiaramente i giovani prendono
posizione che prescinde dalle amministrazioni locali, ma che attiene a questioni un po' più generali, l'uso della violenza, il ruolo della polizia, la libertà di pensiero, che per un giovane sono questioni assolutamente fondamentali. Abbiamo Gianfranco da Padova, vai Gianfranco. Sì, ciao Mirella. Buongiorno. Che non ci sentiamo perché faccio sempre fatica a prendere la linea. Cosa vuoi fare? Così è la trasmissione. Mi permetti, vorrei parlare un po' di manganellate e mi meraviglio anche col Presidente nostro della Repubblica che dicono troppe manganellate. Io dico, sono arrivate troppo tardi queste manganellate, perché vediamo che cosa succede. Questi ragazzi sono andati lì apposta per far casino, sono andati in spinta. Se lei guarda il documentario che le fanno vedere, c'è quello in seconda fila che si gira e prende ordini da quello che è in quinta fila e gli dà l'ok, via, andando all'attacco, spingiamo addosso alla polizia. Io se fossi stato lì mi sarei stato fermo o mi sarei girato e non avrei preso manganellate. Io credo che bisogna difendere anche un po' i nostri poliziotti, i poverini che gli dicono di tutto, li sputano addosso. Eppure c'è della gente che li va a difendere. Se noi guardiamo lì il presidente della Campania, il signor De Luca, con tutto quello che ha detto, è una cosa vergognosa. E il Presidente della Repubblica non ha detto niente di questo. I manichini che le hanno messo a cosa, come si chiama, a lui stesso e anche alla Meloni, non è una cosa vergognosa. Se tu vai allo stadio e fai solamente a posso dire negro perché qui non si sa più come parlare, negro, nero, no, non si può dire negro. Loro perché per l'amor del cielo io non offendo nessuno, se io mi dicono bianco non mi offendo, se mi dicono nero che sono nero non mi offendo. Cosa vuole che gli dica? E cosa fanno? Ti prendono, ti chiudono la curva dello stadio, ti mettono la multa. Vero, gli arbitri, quanti insulti li danno agli arbitri, eppure va tutto bene, ma se tocchi uno di colore, per l'amor del cielo, la sinistra che viene fuori, oh, sei un razzista, sei qua, sei là. Loro quando ti dicono sei un italiano DM, posso dire, completa la parola, va bene, di merda, va bene quello lì. Non parlate male, per cortesia, sapete che no, ecco, in trasmissione non dovete parlare male, rispetto per gli ospiti. Comunque molto chiare le riflessioni di Gianfranco, ognuno se le fa a casa come vuole. Il problema è che la storia è storia, la storia dovrebbe insegnare, ma mi sa che ha insegnato molto poco a qualcuno. Prego Pavanetto. Ma allora, partiamo dalla coda, ovvero dal discorso dei ragazzi che possono votare a 16, 17 o 18 anni. Io penso che quello che già nelle scuole però è ripreso, perché penso che la professoressa possa confermarmelo, quindi ovvero l'educazione civica è una cosa che è già tornata, insomma, poco, ma qualcosa è tornato, dai, rispetto a un vuoto, insomma, di qualche anno fa. Penso che manchi proprio una questione di impegno civile, cioè è una cosa diversa, perché non solo conoscere la Costituzione, ma è capire che mettendosi a disposizione per gli altri, che può essere nel volontariato, che può essere nell'attività politica, che può essere in qualunque tipo di attività, ma che possa portare del bene a qualcun altro rispetto all'io o rispetto alla persona singola, io penso che questo possa essere utile e penso che questo aiuti, perché poi noi diciamo sempre che la politica è quella dei partiti, c'è la politica partitica e poi c'è la politica fatta anche dalle associazioni, dall'associazionismo e quant'altro, e quindi quante volte si vedono politici che vengono fuori dagli scout, eppure non è che facevano una scuola di formazione politica, ma è il modo con il quale si fa associazionismo che poi può essere portato all'interno della politica, e questo magari può anche fare del bene, anzi potrebbe forse farlo di più. Questo per quanto riguarda i ragazzi. Poi vorrei solo dire che è vero sì che chi ha amministrato, ha fatto il sindaco, l'assessore, non ha magari una patente per poter poi fare il parlamentare o il consigliere regionale, pienamente d'accordo, però è anche vero che ho visto il contrario, ho visto professori, alti professori, penso a Mario Monti, che magari sono talmente distanti dalla realtà che poi magari governano peggio di chi magari invece potrebbe magari aver fatto l'assessore nella sua vita. Questo non è, adesso naturalmente ho estremizzato il paragone, però è anche vero che il mio riferimento a chi ha avuto un'esperienza amministrativa porta queste persone ad essere più vicini al cittadino perché lo hanno provato, e soprattutto chi ha fatto i sindaci capisce che quando esce di casa la prima persona, quando c'è un problema in città, ma anche un problema regionale o nazionale,
male, la gente va sempre dal sindaco. Sì, e questo però, scusa, questo è palese. Pavanetto, però il governo tecnico nasce quando c'è il fallimento della politica. D'accordissimo. Allora è inutile che andiamo a prendersela col governo tecnico, perché nasce per quello, perché in quel momento la politica che governava ha fallito. Professoressa, cosa dice? Ma guardi, vorrei tornare su 2 punti. Uno, il ruolo della società civile nell'educazione civica, nell'educazione all'impegno dei giovani, che credo sia sacrosanta. La politica è l'arte di governare, da Aristotele in poi, è l'arte di governare la cosa pubblica. Nasce per, come dire, governare in una comunità in modo possibilmente collegiale, quindi con l'idea che il pubblico arriva laddove il privato o anche il privato sociale arriva solo fino a un certo punto, quindi aggrega le forze, aggrega le risorse, aggrega i soggetti e cerca di dirigerli, orientarli verso il bene della comunità. Questo è un problema sicuramente oggi nella società, e la società civile e l'impegno civile sono importantissimi per capire principi come la non violenza, come l'altruismo, come il bene comune. Il problema del tecnico o del politico secondo me è un falso problema, concordo pienamente sul fatto che i governi tecnici nel nostro paese hanno colmato dei vuoti drammatici che la politica ha lasciato non solo negli ultimi anni, ma stiamo parlando anche degli anni 90 in piena Tangentopoli. La classe politica corrotta ha lasciato inevitabilmente spazio ai tecnici, a delle competenze che non erano necessariamente di partito, ma che sono state necessarie per uscire da una crisi, dalla crisi della Prima Repubblica. E oggi ogni tanto ritorniamo, il sistema politico italiano ritorna a questo tipo di crisi perché la frammentazione eccessiva dei partiti, la incapacità anche di diciamo governare con il sostegno della popolazione porta a crisi che chiedono ai tecnici di entrare in campo e di sostituire i partiti per periodi peraltro limitati e brevi nel tempo. Del resto i tecnici sono anche nei governi politici, perché tutti i politici governano grazie ai tecnici e se i politici sono sempre sulla scena mediatica a fare dichiarazioni, anche perché negli uffici dei capi di gabinetto e negli uffici ministeriali ci sono i tecnici che intanto lavorano, preparano le decisioni e magari le implementano. Quindi non ne farei tanto una questione, sono più bravi i politici dei tecnici ed è giusto che esista un governo politico, perché di fatto oggi governano i politici ma con l'aiuto dei tecnici. Supportanti. Abbiamo Leone a tre basiliche, professoressa, se no non ce la faccio. Ecco, niente, è caduto Leone. Allora Pavanetto, come commenta? No, penso che stiamo dicendo in parte alcune considerazioni penso le possiamo sposare l'uno con l'altro, però io vorrei aggiungere una cosa, nessuno ha mai detto che i tecnici non sono utili o non utili, io stavo parlando semplicemente che la politica fallisce nel momento in cui non riesce a dare l'indirizzo, la politica fallisce nel momento in cui non riesce a collaborare con i tecnici, un buon politico non è un buon politico perché conosce tutto il sistema, io penso che i buoni politici o che hanno amministrato, anche un buon sindaco, è un buon sindaco perché ha sicuramente una buona giunta, perché ha sicuramente un buon consiglio, ma anche perché ha sicuramente dei buoni dirigenti all'interno, un buon segretario generale e anche l'ultimo degli operatori deve essere buono, ci mancherebbe altro. È un lavoro di squadra, la politica deve avere la capacità di fare sintesi. Io che conosco personalmente e ho un ottimo rapporto con il Presidente Meloni, sono sicuro che la sua forza non sia quella di essere brava da sola, ma sia stata quella magari di avere attorno delle persone, delle figure che hanno saputo, tecniche o meno tecniche, o quei politici che sono più prestati alla politica, dai tecnici prestati alla politica, ma che sanno fare i politici, che possono aiutare le persone per poi fare le scelte più adeguate. E penso che un politico buono, un politico capace, sia quello che riesce a fare sintesi, indipendentemente dal titolo o dall'esperienza che ha avuto. Senta Pavanetto, però come succede per il sindaco che deve fare assolutamente una buona squadra in giunta, e deve saper tenere la barra dritta, così
avviene anche per i premier. Certo. Cioè la premier Meloni deve fare una squadra al suo interno coesa, ma una squadra rispettabile, perché i cittadini guardano e poi vedono e poi votano. Allora, se tu all'interno della squadra non riesci a essere forte con persone anche eticamente che sono vicini, perché l'etica in politica dovrebbe essere la prima cosa, invece non mi sembra che questa etica sia espressa in maniera così etica. Anzi, vediamo degli esempi anche in Parlamento che fanno rabbrividire, cioè la sede più importante è rappresentata da certi personaggi che non dovrebbero sicuramente essere seduti là. Ecco, un Parlamento dove legiferano, perché poi i giudici applicano le leggi che vengono fatte al Parlamento, e mi sembra che non andiamo per niente bene. Mi sembra che io rappresento anche con delle associazioni che le ho anticipato prima, che non si vedono veramente, ecco, rappresentate a livello proprio di giudici, ecco, questi giudici però che applicano le leggi che hanno. Allora questo Parlamento deve capire che in questo momento il Paese sta passando un momento veramente difficile e ha bisogno di persone serie e competenti, specialmente a livelli di Parlamento. E certe espressioni, glielo dico Pavanetto, e certi gesti, ecco, il popolo non li tollera più. Io lo sento dalle telefonate, da tutto. Abbiamo bisogno di persone serie. Ecco, come ci saluta veloce perché sono in chiusura. Velocissimo. Io porto degli esempi. Penso al ministro Carlo Nordio, penso al ministro Lollobrigida, e lo abbiamo visto in mezzo agli agricoltori. Veloce. Insomma, penso a persone che si sono date da fare e si stanno dando da fare per portare dei risultati. Poi, naturalmente, c'è sempre la pecora nera all'interno del gregge. Grazie anche alla professoressa Stella Righettini, grazie a Luca Spavanetto. Devo chiudere e andiamo adesso a pranzo con la proposta di Mirella. Carne alla pizzaiola. Questo piatto è così denominato poiché ricorda tanto gli ingredienti della prima versione della pizza napoletana: pomodoro, origano e aglio. Ingredienti per 4 persone: 400 grammi di fettine di vitellone, 300 grammi di pomodori pelati, origano, uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, sale. In una padella con l'olio soffriggete uno spicchio d'aglio che toglierete appena colorito. Poi soffriggete per pochi secondi le fettine di carne da ogni lato, che metterete da parte. Nell'olio versate i pomodori che farete cucinare per qualche minuto, fino a ridurli ad un intingolo. Nel sugo disponete la carne precedentemente soffritta e terminate nella cottura. Qualche minuto prima del termine condite con sale e origano. Sistemate le fettine in un piatto di portata e ricopritele della loro salsa. Buon appetito! Con la carne alla pizzaiola si possono condire gli spaghetti, i bucatini, i mezzanelli spezzati. A tale scopo si adopera un maggior quantitativo di pomodori in modo da aver sugo sufficiente per condire pasta e carne.